Allora, volevo spiegare il motivo per cui ho selezionato questi interventi, che ve li ripeto, sono quello del Castello di Ginosa, progettare dal basso, Francesca Sogliani, Festivaglia, Mameli, Pinna, Montanelli, la laguna di Santa Gilla, Cagliari, Roascio Paolillo, nuovi percorsi di valorizzazione al Parco archeologico dell'Appia Antica, il parco preurbano La Rocca di Corvaglia in Versiglia, Filippo Fineschi, Convivi il Medioevo e ricostruzione storica, un'esperienza di archeologia pubblica di Chiusdino, e Angela Borzacconi, che lasciamo per ultimo solo come ospite, nostra ospite, il Palazzo Patriarcale di Cividale. Allora, al di là, come ho cercato di mettere in evidenza all'inizio, dell'importanza e anche dei grandi intrecci tra alcune di queste relazioni con gruppi differenziati, mi sembrava però interessante mettere intorno a un tavolo amministratori del territorio, come appunto il Comune e l'ente parco, le soprintendenze, ma appunto dell'anima del Ministero, da una parte le soprintendenze, da una parte i parchi autonomi come l'Appia Antica e i musei, appunto come il Museo di Cividale che dirige Angela, e le università che si impegnano da molto tempo su questi temi. Questo ci consente, ci permette di avere i vari punti di vista che comunque devono coinvolgere in un'azione comune, benché appunto le prospettive possono sembrare dall'inizio differenti. Io ho mandato preventivamente ai colleghi per fare 3 giri di tavoli 3 domande, e la prima consiste nel presentare in maniera molto sintetica il loro progetto, mettendo in evidenza il piano strategico che c'è a monte di tutti questi progetti, il rapporto con le varie istituzioni, i risultati attesi in fase progettuale appunto da questa loro progettazione, ma soprattutto gradirei che ce lo raccontaste dal punto di vista delle difficoltà incontrate proprio per poter andare avanti e trovare delle strategie comuni che superino quelle che per voi sono state le difficoltà. Quindi aprirei il tavolo della discussione, seguiamo l'ordine che è stato scritto qui, anche se chiederei a Francesca di parlare per terza, lo cambio un po' perché metto insieme esperienze simili. Quindi io metterei prima il caso del Castello di Ginosa insieme a Santa Gilla e alla ricerca del parco di Versiglia, quindi come primi 3 interlocutori. Poi Sogliani, Fineschi, Roascio e alla fine Borzacconi, che invece ci fa la panoramica dal punto di vista del museo. Quindi darei la parola al primo gruppo, progettare dal basso il cantiere partecipato di Ginosa. Poi ve la prendete per conto vostro, così almeno la discussione è più fluida. Buongiorno, ringraziamo l'organizzazione e Mirella Ser Lorenzi per l'occasione che ci dà di parlare
del nostro progetto sul castello di Ginosa. È un intervento di restauro, di messa in sicurezza e di valorizzazione, è gestito dall'ex segretariato regionale Puglia, adesso Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, in sinergia con la soprintendenza competente per il territorio di Taranto. È un cantiere quindi essenzialmente di restauro, e si sa che il restauro è un processo di conoscenza, di cura e di restituzione all'uso del bene culturale, secondo un percorso metodologico di avvicinamento che è sicuramente lento e ragionato, che però parte dall'osservazione dei contesti in cui il bene è calato, paesaggistico, ambientale, sociale, economico e via dicendo. A Ginosa ha la particolarità di avere un sostrato geologico molto fragile, e il territorio è franoso, c'è stata nel 2013 l'ultima alluvione, per cui tutto il tessuto urbano che si sviluppa attorno alla rupe del castello è ormai quasi completamente stato abbandonato dalla popolazione, evacuato perché non in sicurezza. E questa situazione ci ha colpito molto e ha sollecitato una riflessione in noi su come il restauro di questa emergenza monumentale potesse essere l'occasione per il recupero e la rivitalizzazione dell'intero settore urbano. Questo castello è sul fondo prospettico del principale asse del centro storico, però quell'area è deserta, non frequentata. Allora, questo ci ha convinti di iniziare subito un confronto con la comunità attraverso un percorso di partecipazione, insieme anche in collaborazione con Fondazione Fitzcarraldo, teso a coinvolgere tutti gli attori locali che potevano essere interessati all'uso futuro del castello, in modo da costruire un programma di restauro, di conservazione, ma anche di future funzioni compatibile con il valore storico del bene. Quindi da questo confronto, da questi incontri, sono scaturite delle scelte progettuali flessibili, in grado dal punto di vista funzionale, cioè gli ambienti devono essere in grado di svolgere varie funzioni, ma anche di trasformarsi e di innovarsi, rispondere alle istanze di cambiamento del territorio. E quindi siamo impegnati, abbiamo già fatto, come già ha raccontato la dottoressa Ser Lorenzi, una serie di attività, e altre ne stiamo preparando, lo scavo e lo scavo archeologico nella zona del pianoro retrostante il castello, il restauro con queste nuove funzioni. Però mentre abbiamo svolto già alcune attività di indagine e alcuni cantieri, si è fatta strada proprio per i tempi che richiede la conoscenza approfondita del luogo, le indagini, l'idea di avviare anche l'uso e la valorizzazione del castello già nella fase di cantiere, in modo da coinvolgere gli abitanti, da stimolarli e anche da abituarli a frequentare il castello, quindi a raccontare e condividere, oltre che a raccontare e condividere le scoperte che il percorso di restauro porta con sé. E quindi il cantiere di restauro è diventato un'occasione di sperimentazione, di apertura a molte possibilità, in modo da costruire una nuova immagine del monumento utile per l'utilizzo futuro. È nato il progetto C'era una volta il cantiere, il restauro del castello di Ginosa, e il video che abbiamo realizzato parte c'era una volta il cantiere che disse al suo castello: raccontami una storia, e il castello incominciò. È un progetto realizzato insieme a Fondazione Dioguardi, che è titolare del format Cantiere Evento, e in stretta sinergia con l'amministrazione comunale. L'evento inaugurale e anche questo che si è svolto il 14 d'ottobre insieme ad altri eventi successivi come cantieri animati, cantieri abitati, hanno visto l'intreccio
con varie forme di espressione artistica, sempre però nel senso della sperimentazione, dell'apertura e della temporaneità. La fotografia, ad esempio, è stata realizzata una campagna fotografica d'autore, durante l'evento inaugurale sono stati stampati dei cartelloni enormi con queste foto, distribuiti in tutti i tabelloni della pubblicità del paese. La musica, c'è stata una composizione di musicista ad hoc, l'arte ovviamente in varie sue forme. E quindi in un certo senso questa è l'occasione che abbiamo sfruttato, mentre e questo ci aiuta molto a ragionare su quale può essere anche il restauro ed il futuro di questo castello. Grazie anche per i tempi. Allora andiamo avanti con Sant'Agilla, quindi sempre collegati. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Noi abbiamo preparato qualche slide. Non so se si possa impostare lo schermo il collegamento di Francesco Mameli come schermo principale per lo slide, così le mandiamo avanti mentre io parlo e guadagniamo del tempo. Quindi se Francesco può condividere, possiamo seguire da lui e io proseguo. Intanto, non sono abilitato, no. quindi bisognerebbe abilitare lo schermo di Francesco Mameli che è collegato per così avere il supporto di alcune slide. Perfetto, intanto io per non perdere tempo ringrazio anche a nome degli altri due coautori del contributo, La Laguna di Sant'Agila, un patrimonio culturale medievale, postmedievale, invisibile a rischio, il direttivo Sami, gli organizzatori di questo congresso, in particolare poi anche la professoressa Simonetta Minguzzi per tutto il lavoro preparatorio e anche per la possibilità offerta a quanti come noi non sono riusciti a raggiungere le sedi del congresso per questo appuntamento degli archeologi medievisti italiani. Un ringraziamento anche a Mirella Serlorenzi, coordinatrice di questa sessione, oltre che per le belle linee programmatiche, per il manifesto che è esposto questa mattina, anche poi per aver voluto valorizzare con la formula della tavola rotonda anche questo nostro apporto peculiare. Un apporto questo che deriva da analisi e da riflessioni di temi che forse sono rimasti un po' ai margini del cammino dell'archeologia pubblica italiana e che il nostro gruppo di ricerca dell'Università di Cagliari ha voluto portare avanti, in particolare in occasione del progetto di dottorato di Francesco Mameli che è collegato e interverrà tra poco, messo a punto come risposta ad uno stimolo che nell'ambito di un PON di ricerca e innovazione 2014-2020 invitava a presentare progetti su tematiche green in particolare. Allora, in questa occasione ci è parso stimolante, accanto ad altri ambiti di riflessione sulle possibili declinazioni del rapporto tra archeologia e società contemporanea su cui stiamo lavorando, provare ad interrogarsi su come tali approcci possono essere messi in relazione con l'area tematica estesa e sfaccettata dello sviluppo sostenibile. No? Quindi qual è dunque la domanda? In quale misura l'archeologia può contribuire a costruire modelli di gestione del patrimonio culturale che siano al tempo stesso partecipati e integrati con le comunità locali e poi rispondenti a una visione integrale di sostenibilità. E quindi che cosa significa in fondo per chi si occupa di archeologia accettare la sfida di cimentarsi con le istanze green? E per questo percorso di ricerca è stato individuato proprio come caso di studio quello della Laguna di Sant'Agilla. Su questo appunto abbiamo varie slide che possiamo vedere sempre dallo schema di Francesco appena sarà possibile. Quindi siamo nell'area metropolitana di Cagliari, un contesto di straordinaria ricchezza storica e ambientale, ma caratterizzato da una forte vulnerabilità.
nel senso che la laguna è esposta a rischi idrogeologici, industriali e legati all'antropizzazione che ne mettono a rischio l'equilibrio ecologico e culturale. Quindi Sant'Agilla si è rivelata esemplare per sperimentare una serie di azioni finalizzate a mettere in pratica il concetto di archeologia sostenibile. L'obiettivo non è stato soltanto quello di documentare e tutelare un paesaggio culturale complesso, ma di verificare la possibilità di integrare la ricerca archeologica con pratiche di monitoraggio ambientale, con processi di salvaguardia condivisa e con forme di partecipazione attiva delle comunità. In questa prospettiva, quella che possiamo chiamare appunto archeologia sostenibile o green non si limita a conservare la memoria del passato, ma diventa uno strumento operativo per la gestione delle criticità presenti, contribuendo a costruire modelli di responsabilità condivisa e a promuovere una fruizione sostenibile del territorio. In questo modo l'archeologia può assumere una visione, e concludo questa parte, che può assumere, cioè l'archeologia può assumere un ruolo di chi propone una visione agli stakeholder di una sostenibilità culturale, quindi un concetto di sostenibilità culturale che si propone accanto a quelli più consueti di sostenibilità ambientale, economica e sociale, e si presenta così alle istituzioni e alle comunità, cioè non più solo quindi disciplina di studio, ma anche come pratica efficace, capace di orientare la cura, la valorizzazione e la sicurezza dei paesaggi culturali in una prospettiva futura. Grazie mille per questo contributo. Passiamo adesso dalla ricerca storica al parco archeurbano, il caso della Rocca di Corvaglia in Versilia, sempre in collegamento. No, sono presente. Ah no, state qua? Ah, scusi. Mi sono aggiunto all'ultimo momento, ma sono presente. Allora, questo progetto che è stato concluso da poco ha un percorso lunghissimo. Se si pensa che noi l'abbiamo cominciato nel 75, che ero al liceo scientifico per dire, l'abbiamo cominciato un giorno che venne Riccardo Frankovic e si innamorò di questo posto e ci disse: questo è un posto dove sarebbe ottimo fare un parco archeologico. E eravamo proprio ai primordi, secondo me, anche di queste esperienze. Forse non ce n'era neanche nessuna in atto, come anche l'archeologia medievale stava muovendo i primi passi. E quindi piano piano, lentamente siamo arrivati a questo obiettivo. Ma l'originalità non sta nell'aver raggiunto l'obiettivo, neanche aver fatto un parco archeologico, forse nel termine archeurbano, perché in questo caso io ho visto è la prima volta che viene usato come termine, ma non tanto perché è a margine di una città, ma perché è il luogo dove è nata la città, quindi il significato di urbe che all'interno è il significato che significa è stata la culla, e per questo luogo riconosciuto e riconoscibile da tutta la cittadinanza. Nonostante che non sia un nulla dal punto di vista archeologico inelevato, perché quella rocca è stata completamente distrutta, rimangono pochissimi muri, ma veramente pochi, perché è stato il primo atto di vandalismo di Carlo VIII quando dà inizio alle guerre d'Italia. Quindi, nonostante che ci sia poco, ma l'ambiente, il paesaggio, la storia, la memoria sono degli elementi fondamentali. E quindi l'altra cosa importante è stato il percorso. Il percorso è stato veramente innovativo per almeno un paio di aspetti. Comincio da quello che non è innovativo, che si siano messi d'accordo degli enti. Questo risulta sempre, no? Ci sono sovrintendenze, ci sono parchi, in questo caso io ho fatto il direttore del parco per 30 anni, quindi l'ho seguito per un bel periodo questo progetto. Ma c'è anche il comune, quindi la rappresentanza della comunità locale. Ma neanche quello è l'innovazione. L'innovazione sono stati due strumenti che sono stati usati, credo per la prima volta. Uno è stato già accennato, la perequazione urbanistica. Quel territorio era tutto privato, preda di scavi abusivi, tra l'altro neanche archeologici, perché lì c'era la linea gotica, quindi andavano a cercare le armi, quindi facevano dei danni incredibili per quel motivo lì. Ma
la cosa fondamentale, ve lo dico io che ho gestito un parco di 200 km quadrati con 3 ettari di proprietà nostra, è un problema fare gli interventi, non puoi spendere i soldi pubblici sui beni degli altri. Qui il primo obiettivo era quello di acquisire al patrimonio pubblico quella cosa. E è stato fatto un intervento di perequazione, che non vuol dire compensazione urbanistica, stiamo attenti. Non è stato detto al privato, dammi quella cosa, fai quel che ti pare, quindi costruisci quel che ti pare. No, è stato distribuito il diritto edificatorio su un'area ampia, che è il parco stesso, dove ci sono anche dei beni privati, è stato portato alla proprietà pubblica 9 ettari dove insiste l'interesse archeologico, e poi è stato detto al privato, costruiscimi la strada, costruiscimi il centro visita, costruiscimi la cartellonistica. Quindi il comune si è trovato questo bene praticamente a costo zero. Che cosa è stato in termini di impatto urbanistico o di impatto edificatorio? Perché questo potrebbe essere l'altro aspetto, e dice chissà quanti volumetrie. No, perché nel recupero era prevista il recupero di una villa del Settecento, quasi distrutta anche quella dalla Seconda Guerra Mondiale, e di altri 2 piccoli annessi. Quindi anche la spesa, diciamo così, in termini di impatto edilizio urbanistico è stata estremamente bassa. Quindi è quasi un miracolo. Secondo innovazione, e poi così concludo rapidamente, riguardava il modo con cui siamo arrivati a certi progetti, attraverso dei percorsi partecipativi, quindi facendo partecipare le associazioni. È stato presentato, e si è concluso anche quello da pochissimo, un progetto di comunità che prevede che le associazioni individuino sul territorio dei beni che possano essere riconosciuti, come dicevo prima, e sui quali poi trovare i finanziamenti per recuperarli. Questo è stato fatto, e quindi all'inaugurazione non erano presenti soltanto le autorità, erano presenti anche tutti quegli attori che hanno vissuto questa esperienza, che è un'esperienza veramente edificativa. Grazie infinite. E complimenti. Passo la parola a Francesca Sogliani, che in modo diverso, ma diciamo, sta mettendo a punto un modello molto simile. Sì, grazie davvero a Mirella Ser Lorenzi per questo invito. Penso che la formula della tavola rotonda sia una formula molto efficace, probabilmente dobbiamo pensarci un po' di più nell'ambito dei congressi esami, perché dà la possibilità insomma di discutere su tematiche che sono di interesse di tutti. Grazie a Simonetta Minguzzi per questo bellissimo 10° congresso. Allora, la nostra esperienza parte da dei presupposti, parte in un territorio dove dal 2000 il territorio di Tito, siamo a 10 km da Potenza, che è interessato da un comprensorio di interesse archeologico scavato dall'Università degli Studi della Basilicata e dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici su concessione della Soprintendenza dal 2000. Questo comprensorio archeologico ha restituito insediamenti di età del ferro, una capanna dell'età del ferro, un grande areale occupato da un anactoron, da un palazzo di età arcaica con fornaci, necropoli, eccetera. Questi scavi sono stati diretti da Massimo Sanna, e dal 2006 stiamo scavando l'insediamento fortificato medievale che occupa una collina, una piccola altura, ai piedi delle quali appunto ci sono le fasi più antiche, c'è anche un santuario di età lucana ai piedi della collina. Tutto l'insediamento invece sulla sommità della collina è un grande sito fortificato che è un fossile insediativo della presenza normanna in Basilicata, con torre, pianoro sommitale occupato dalla torre e da una cattedrale, diventa una delle nuove sedi diocesane di età normanna, e da borghi abitati, da 2 villaggi che si espandono sulla collina. Dal 2020 abbiamo iniziato a scavare, e ogni anno siamo lì con la campagna di scavo sul sito medievale di Satrianum, noto dalle fonti, ben documentato. Allora, questa lunga stagione di ricerca archeologica costituisce uno dei nostri presupposti, che è quello chiaramente della conoscenza resa possibile da sinergie con l'ente di tutela, sinergie con l'amministrazione pubblica,
E devo dire che un plus è stata la continuità della sensibilità delle diverse amministrazioni, dei diversi sindaci che si sono succeduti alla guida della comunità nei confronti del loro patrimonio culturale. E anche questa non è una cosa scontata, perché molte volte ci troviamo, penso sia storia che tutti noi abbiamo toccato con mano, a dover cambiare, no, regime a seconda dei diversi sindaci che magari hanno una visione o un'altra. Invece il nostro è stato un caso estremamente fortunato, e quindi c'era già uno dei presupposti a cui facevo riferimento, e cioè un'amministrazione comunale che credeva nella presenza dell'equipe archeologica sul loro territorio e che l'ha sempre facilitata in ogni modo, anche dal punto di vista come dire, di sostentamento, di supporto economico, nel senso che ospita la comunità degli archeologi, l'equipe degli archeologi ogni anno. L'altro presupposto è la coesione della popolazione di questo piccolo centro, ma un centro importante, perché tra Tito e Potenza c'è tutta un'area industriale, quindi abbastanza vivace come area. E quando nel 2017, dopo tutta la serie dei canonici open day sugli scavi che si facevano sempre, mi sono inventata un'altra soluzione per raccontare il nostro lavoro, allora ho pensato a questo format che si chiama Festivalia, l'archeologia si racconta, che è stato possibile mettere in campo subito con grande facilità proprio per questi presupposti ai quali parlavo. Quindi penso che questa sia una cosa un po' da sottolineare, perché quando siamo andati in mezzo alle persone, in mezzo alla gente nel paese che ci ospita, a proporre quest'idea che non è nata, diciamo, top down, ma proprio condivisa fin dalla sua costruzione, tutti si sono dimostrati molto entusiasti. Per cui l'idea principale era quella di raccontare ogni anno, quindi la pianificazione di questa cosa, ogni anno un evento, una storia, un qualche cosa che era successo veramente là e che noi abbiamo recuperato dalle fonti, dalla documentazione scritta, storie di persone che hanno abitato dall'XI secolo fino agli inizi del XVI quel luogo, che le fonti raccontano, e poi il riscontro della nostra ricerca archeologica, quindi le fonti materiali che davano ossigeno a questo racconto delle fonti scritte, e su questo costruire ogni anno delle storie che comprendevano la possibilità di ovviamente accogliere i turisti, accogliere prima di tutto la comunità cittadina, le scuole eccetera, nel percorso guidato, strutturato filologicamente in base al secolo che decidevamo di raccontare, alla storia che decidevamo di raccontare, chiaramente con il consueto corredo di come dire, vestiti, costumi, musiche, cibi, perché ci sono poi dei punti, no, dove sul pianoro sommitale si possono mangiare cibi e bere qualche cosa, e poi con un evento finale che è una narrazione teatralizzata della storia che avevamo scelto. Questo è il progetto. Per fare tutto questo chiaramente siamo andati a chiedere se c'era qualcuno in paese che faceva i costumi, se c'era qualche sarta, e subito ci hanno messo a disposizione una meravigliosa signora che faceva i costumi per le processioni della Pasqua, quindi era abituata, diciamo, a vestire tutti i suoi concittadini per questa processione, e avevamo già un altro presupposto, un altro piccolo tassello da utilizzare, per cui si sono messi a disposizione con estrema generosità, ma quando gli abbiamo detto che questi costumi dovevano essere indossati da loro, dai figli, dai nipoti, da chi voleva partecipare, e allora si è aperto il mondo. E questa è stata già una grande entrée degli archeologi, che venivano tutti quanti da fuori, che quindi non erano lì. Ho sempre questa dimensione della ospitalità, no? Che i territori ci danno, e che noi siamo degli estranei, che lavoriamo, mettiamo le mani sulle loro cose, sul loro patrimonio, quindi è una forma di restituzione che è stata accolta e sentita, spiegata anche a loro e sentita molto bene. Poi chiaramente per cibi, bevande eccetera abbiamo coinvolto i produttori del luogo e gli abbiamo detto: potete venire su a portare le vostre cose, certo
un'attenzione a non utilizzare la plastica, no? Tutte queste cose anche per la sostenibilità. Le ricette devono essere le ricette che abbiamo concordato insieme. Un'altra cosa bellissima è stata riscoprire delle tradizioni anche culinarie, delle tradizioni di ricette che avevano le radici anche nei ricettari medievali. Ci abbiamo fatto anche un evento quest'anno, anzi quest'anno e l'anno scorso anche. E quindi anche questa cosa è stata assolutamente condivisa, partecipata, ed è un grande successo. Poi abbiamo chiesto ad una compagnia teatrale del luogo, a quale abbiamo dato il testo della storia, a venire a mettere in scena questa narrazione teatralizzata. E quindi il progetto era questo, che ha avuto un grandissimo successo. Ogni anno ce lo chiedono, ci siamo fermati solamente per il Covid. Ma la cosa che volevo dire è che sempre come crescita, no? Cioè mettendo ogni anno un pezzettino, creando valore aggiunto al progetto, che ripeto non è un progetto nostro ma è un progetto di tutti, abbiamo aggiunto ogni anno alcune cose. Abbiamo aggiunto delle cene di comunità, per esempio, che non facciamo sul sito ma facciamo davanti al grande spiazzo che c'è davanti al comune, e anche lì con tutte le associazioni locali diamo delle ricette, lavoriamo insieme a loro alle ricette, chiediamo se nei ricettari medievali del periodo che vogliamo raccontare ci sono delle analogie con la loro tradizione culinaria, e ce ne sono tantissime. E quindi ci portano, addirittura sanno già loro come allestire le tavole, eccetera, perché c'è anche una educazione al patrimonio che facciamo insieme. Altra cosa che abbiamo fatto è portare anche l'archeologia, l'arte pubblica, cioè contaminare arte pubblica e archeologia pubblica, con l'accoglimento di una residenza artistica. Abbiamo fatto un lavoro con l'Accademia di Belle Arti di Napoli, quest'anno abbiamo accolto un artista e ci ha portato la loro opera site specifiche, come si fa, chiaramente che colloquia col nostro scavo archeologico. Ultimissima cosa, la buona pratica che io ho avuto modo di sperimentare esattamente quest'anno, è una notizia triste però la voglio raccontare. Dovevamo fare Festivalia, era programmata per il 31 luglio e il 1 agosto, il 27 mi pare c'è stato un lutto cittadino fortissimo, questo ragazzo che è morto travolto da quello che andava contro mano, non so se avete sentito, concittadino loro. Sono venute le associazioni da me e mi hanno detto: professoressa, noi vogliamo fare questa cosa con lei, ma non possiamo, perché se la facciamo noi dopo gli altri in paese, che cosa ci diranno durante tutto quanto l'anno, che noi abbiamo fatto festa e gli altri no? E questo è stata per me un segnale, tant'è che noi abbiamo annullato, noi siamo andati in rappresentanza al funerale e quindi c'è stato un abbraccio che abbiamo potuto fare noi archeologi con la comunità, che ci è sembrato forse anche il risultato di questo lavoro. Grazie. Grazie Francesca, scusa se faccio... Hai ragione. Che purtroppo, come dicevo, il tempo è pochissimo e invece i progetti sono d'ampissimo orizzonte culturale e dovremo parlarci molto di più. Do la parola a Filippo Fineschi per i progetti di Poggi Bonzi e per Chiusdino. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Come prima cosa ovviamente desidero ringraziare per l'opportunità che mi è stata concessa oggi. È un onore poter essere presente a questa tavola e quindi davvero grazie alla coordinatrice di sezione e ovviamente all'organizzazione del congresso tutta. Chiedo anche immediatamente perdono se la voce dovesse incrinarsi, perché l'emozione è veramente, veramente tanta. I due contributi che ho presentato sono relativi a due esperienze che riguardano, diciamo, contesti differenti, ma che hanno comunque alcuni coefficienti comuni in realtà. Per esempio, entrambe riguardano dei territori in cui la cattedra di archeologia medievale di Siena del professor Valenti è ormai attiva da molti anni, Poggi Bonzi e Chiusdino. Entrambe mettono in campo l'archeologia sperimentale ed infine entrambe analizzano come la ricostruzione storica possa essere e debba essere strumento di comunicazione utilissimo per restituire al pubblico, in forme altamente esperienziali ed immersive, quanto ricavato in lunghi anni di ricerche, fatiche e indagini.
Tramite il viaggio nel tempo i discenti vengono trasportati direttamente in altre epoche. E questa è una filosofia di lavoro che in realtà fin dal 2012 è stata sviluppata dal professor Valenti, che ha introdotto, grazie anche a un'attenzione costante al dato archeologico e alle fonti scritte. Il mantra è comunicare contenuti complessi in un linguaggio semplice che non deve banalizzare, ma semplicemente farsi comprendere da tutti coloro che ti ascoltano. Andando un pochino più nel dettaglio, è opportuno evidenziare però le specificità anche di queste due esperienze. La prima si pone in seno all'archeodromo di Poggibonsi, ampiamente conosciuto in questa sede. L'analisi però si è concentrata su quelle che sono le strategie didattiche che sono rivolte verso istituti scolastici di vario grado e in particolare esse coinvolgono soprattutto gli stessi archeologi che vanno a ricostruire un proprio alter ego all'interno di quel villaggio di IX secolo, definendo non solo il ruolo sociale della figura che vanno a rappresentare, ma anche l'alimentazione, le relazioni interpersonali e un vero e proprio vissuto che diventa parte del personaggio ricostruito. Nel caso di Poggibonsi, poi, il vero, secondo me, punto nodale nelle strategie didattiche è che il racconto, pur prendendo vita da quelle che sono delle basi predefinite, si va a evolvere grazie a un vero e proprio gioco di ruolo che viene intessuto tra gli educatori e i visitatori, in cui questi ultimi diventano dei coautori di quella che vivranno come una storia unica ed irripetibile, rendendola propria ed interiorizzandola. La seconda iniziativa è invece relativa a un'operazione di diffusione e disseminazione del sapere su tutto il comprensorio comunale di Chiusdino, non tralasciando nessuna frazione del territorio, anche le più difficili da raggiungere. E l'obiettivo era proprio ricercare un dialogo con la comunità locale, oltre ovviamente al più ampio pubblico turistico, ben presente nel territorio. Si è andati così a mettere in scena delle serate di ricostruzione storica, in cui gli stessi archeologi che erano impegnati negli scavi letteralmente la mattina stessa, sono divenuti poi protagonisti di vere e proprie performance attoriali e loro stessi, in prima persona, mettendoci la faccia, si mettono in gioco per proporre quella che diventa un'educazione culturale dinamica e coinvolgente. Entrambe le esperienze, e mi avvio già a concludere, oltre al valore scientifico e divulgativo, mostrano anche di generare delle ricadute economiche e sociali su entrambi i territori, rafforzando così quella sinergia tra ricerca, valorizzazione e sviluppo locale, contribuendo inoltre, e non in ultima battuta in realtà, a quella sostenibilità economica di un fare archeologia. Tutto questo è possibile ovviamente solo come ultima parte di un intenso lavoro di produzione di conoscenza, che deve essere eseguito secondo criteri di qualità, evitando in questo modo di poter cadere in errori. Grazie. Grazie veramente anche per quest'altra esperienza. Do subito la parola al collega Roascio che appunto ci parla del parco archeologico di Ostia Antica. Dell'Appia. Ah, scusa, abbi pazienza. Io Però ormai... mi sono appena trasferito a Ostia, quindi sia mai che magari vado a lavorare lì. Non è che ti va peggio, però. No. Allora, intanto vi ringrazio Mirella, ringrazio Angela, ringrazio anche la professoressa Minguzzi per questa ospitalità, la tavola rotonda, anche per avermi portato a Cividale, che è uno dei miei vecchi amori. Io mi sono laureato e specializzato in Friuli. Va bene, passiamo invece all'intervento. Allora, l'intervento è un progetto di valorizzazione su due siti in particolare del Parco Archeologico dell'Appia Antica. Uno è il mausoleo di Cecilia Metella a Castro Caetani e l'altro è Santa Maria Nova, che fa parte appunto del complesso dei Quintili. Di Santa Maria Nova avrebbe dovuto parlare Francesca Paolillo, che non è potuta essere presente qua. Comunque vi saluto e ringrazio anche lei della disponibilità a parlare del progetto. Quindi ci focalizziamo su Cecilia Metella. Cecilia Metella ha una caratteristica che la rende un po' vulnerabile dal punto di vista della valorizzazione, che è un sito che si vede perfettamente dal bordo strada. Quindi chiunque passa sull'Appia può mirare appunto la maestosità del monumento, passare vicino al Castrum Caetani, questa struttura straordinaria appunto che viene costruita da Bonifacio VIII, e bene o male poi procedere. Chi entrava
fino a qualche anno fa nel monumento, rimaneva purtroppo fortemente deluso. Noi ci dobbiamo opporre, talvolta sono sciocchezze quelle che dicono i visitatori, perché poi ve ne leggerò un paio, però dobbiamo partire. Quando io sono stato nominato responsabile, sono proprio partito dalla percezione che le persone hanno del sito. Era una percezione veramente devastante. Attenzione, non entrate, costa 5 euro, non c'è praticamente nulla da vedere all'interno. Tutte le bellissime pareti sono rovinate da orribili pareti, questo è vero, io non li avrei messi, ma li ha messi chi mi ha preceduto. 10 euro spesi peggio a Roma, considerato i 16. Questo è un rudere, andrebbe visitato gratis e c'è solo il VC per il turista. È forse il sito meno interessante dell'Appia, la visita si può fare rapidamente e via dicendo, e potrei continuare. Quindi questo era il punto di partenza ed è una cosa drammatica, anche perché in realtà il mausoleo, il complesso, è un sito che ha una capacità narrativa straordinaria, perché si posiziona sull'ultimo lembo della colata di Capodibove, quindi già si può partire appunto da una narrazione che parte 140.000 anni fa, quando c'è la prima eruzione del vulcano laziale. Poi si può raccontare l'interazione fra uomo e ambiente, cioè come l'uomo ha saputo appunto creare un rapporto appunto con questo ecofatto straordinario della colata, i basoli, il fatto che la colata rappresenta una sorta di passerella per i primi 14 chilometri dell'Appia, quindi una capacità narrativa straordinaria. Quindi l'idea è stata quella di cercare di raccontare tutto questo e cercare di dare al visitatore un motivo per entrare e soprattutto cercare di farlo uscire con una maggiore consapevolezza. Va chiarito subito che non sono strumenti che in qualche modo si debbano sostituire alla visita, sono strumenti che ci devono dare delle chiavi interpretative che poi personalmente riusciamo ad approfondire. Allora, cosa abbiamo fatto in soldoni? Nella stanza sotterranea dove c'è la colata, che non è solo una colata, perché in realtà analizzando bene le superfici mi sono reso conto che era una cava, un'antica cava, allora abbiamo con un videomapping raccontato appunto prima la colata e poi l'interazione fra uomo e ambiente, quindi come la cava, i segni di cava e quant'altro. All'interno del mausoleo, proprio nella camera funeraria, appare a un certo punto proprio Cecilia Metella, raffigurata con i criteri più filologici possibili, l'acconciatura è quella delle statue del periodo, gli orecchini sono ritrovati da scavo, cioè abbiamo cercato il più possibile di offrire un'immagine che fosse storicamente attendibile, anche se ovviamente noi non sappiamo minimamente che faccia avesse Cecilia Metella, e Cecilia Metella cosa fa? Appare sulla superficie del muro un po' diafana come un fantasma e racconta le fasi classiche. Racconta e dice vai fuori, guarda l'epigrafe, leggi il monumento, cioè cerca appunto di invogliare a vedere poi le persone, il fatto che le persone possono vedere coi propri occhi. Poi c'è Bonifacio VIII, perché sono un po' i due personaggi importanti che invece ci racconta la parte medievale. In questo è interessante perché il linguaggio di Bonifacio VIII è un linguaggio aulico, bisogna far parlare il Papa, se qualcuno non capisce tutto pazienza, ma non poteva parlare come parliamo noi, quindi è un linguaggio che è ricercatamente un pochettino aulico, proprio perché se no sarebbe una banalizzazione drammatica. E la cosa forse più significativa che è stata fatta, che abbiamo fatto, è quella di cercare di ricostruire proprio il Castrum Caetani, il palazzo del Castrum Caetani, un palazzo straordinario di 2 piani, di 1500 metri quadrati calpestabili, la stanza baronale più grande di questa, insomma, e anche se molto simile peraltro. E un palazzo che, lo dico sempre, è un po' un paradosso, è straordinariamente uno degli edifici medievali meglio conservati di Roma, perché si conserva fino proprio all'imposta dei tetti, ai merli, però ha perso tutto, ha perso gli orizzontamenti, ha perso gli intonaci, ha perso l'apparato decorativo, gli oggetti ovviamente, le suppellettili, quindi bisognava fare in modo che questo edificio tornasse a vivere. Questo mi è costato veramente molta fatica, circa 1 anno di studio dettagliato, intanto con tutti i confronti delle sedi dei Caetani ancora disponibili,
Poi proprio ho preso l'elevatore, sono andato a guardare punto per punto le tracce di affreschi che rimanevano, che dal piano di calpestio attuale non si vedevano neppure, e alla fine appunto abbiamo ricostruito tridimensionalmente questo palazzo con la possibilità con un visore Oculus di fare un percorso che passa da piano terra fino piano piano a volare quasi sul piano nobile, attraversare tutte le stanze e infine proprio librarsi in volo e vederlo nel contesto di paesaggio. Lì si vedono non solo le vigne, perché da uno studio molto ben documentato appunto appare che in questa zona c'erano molte vigne, poi c'era l'arativo, il pascolo, quindi anche quello che si vede appunto del paesaggio è il più possibile ricostruito fedelmente. E qui chiudo dicendo una cosa che è un po' come quando Manzoni raccontava di come fare un romanzo storico. No, un romanzo storico deve essere verosimile, non sappiamo mai, perché adesso le tecnologie ci permettono di fare delle cose belle, accattivanti, straordinarie, eccetera, ma le cose belle e il più possibile corrette bisogna farle ancora con lo studio tradizionale, quindi alla base c'è proprio quello di cercare di dare un'immagine di questo palazzo e anche delle suppellettili. Noi abbiamo messo sul tavolo le cose che abbiamo, le forme ceramiche che abbiamo trovato sullo scavo del Castrum Caetani o quelle della Cripta Balbi molto ben datate. E c'è un crocifisso di scuola, l'ho scelto, di scuola umbra perché il cardinale che l'ha costruito su impulso di Bonifacio VIII prima era vescovo lì, quindi poteva starci. Chiudo dicendo che ha avuto un grande successo, ma proprio il successo è quello delle persone che dicono, ve ne leggo due proprio velocemente e poi passo la parola, consiglio la visita a tutti, ma in particolare ai ragazzi, per fare una meravigliosa scoperta. Non mi aspettavo un perfetto mix di archeologia, tecnologia, visita, video, visori 3D. Hanno reso questa visita una delle più belle esperienze a Roma, un'esperienza fantastica, molto immersiva, ben strutturata, video, esperienza pazzesca, e potrei andare avanti all'infinito, cioè si è completamente sovvertito il paradigma e tutte le persone adesso sottolineano il fatto che sono uscite anche sapendo molto di più e paradossalmente lo si vede anche dai tempi delle visite, perché io li avevo fatti tracciare 15 minuti prima, un'ora e mezza adesso, quindi questo ci dà proprio l'idea del lavoro appunto che è stato fatto. Grazie. Ed ora la parola alla padrona di casa. Passiamo dall'esterno all'interno del museo, ma non è meno facile la sfida. Bene, allora, l'oggetto del nostro intervento è l'area archeologica che sta nei sotterranei del museo, dove si possono vedere dei resti murari che non hanno assolutamente nessun tipo di appeal estetico, che però hanno un grande valore concettuale, narrativo, cioè sono i resti del grande palazzo dei patriarchi. I patriarchi fuggono da Aquileia, che era diventata appunto insicura, vanno prima a Cormon, su un castrum qua vicino, proprio sulla strada difendeva Cividale, e poi attratti dall'evoluzione del centro urbano cividalese con i Longobardi nell'VIII secolo vengono a Cividale. Callisto si insedia a Cividale, forse non ben visto dai Longobardi, ma è lì che voleva stare come luogo di potere e comincia, adattandosi a delle preesistenze, a costruire un suo palazzo, un palazzo che non era un palazzo, era un isolato, un quartiere fatto di tante strutture, una legata all'altra. Gli scavi ci hanno anche permesso di mettere a fuoco come in queste prime fasi fossero tanti nuclei strutturali uno vicino all'altro senza un progetto, una crescita progressiva. Il patriarcato per questo territorio è molto importante perché è quello che dà una caratterizzazione storica archeologica a questa regione. Si dice sempre che il Friuli non è una terra di città ma di castelli, di castra. In effetti è così, non ci sono grandi città che si sono sviluppate qui, a parte Aquileia e Cividale, che si sono alternate nel sistema territoriale, perché il patriarcato è stato sempre una cappa, in quanto assumeva a sé sia il potere civile
civile che religioso, che è rimasto fino al 1700. Anche se nel 1420 i veneziani hanno tolto il potere civile, però è sempre stata una realtà molto importante ed è il più grande principato ecclesiastico dell'Europa medievale, che andava dal lago Balaton al lago di Como, in cui il Friuli viene ad avere un ruolo centrale. Questo solo per dirvi che sono importanti quei resti, e di questo grande palazzo noi vediamo una piccolissima parte, che è quella sotto il museo, ma doveva essere molto grande. Ma poi ad un certo punto, fatiscente, nel 1500 arrivano i veneziani, volevano assolutamente demolire ogni percezione visiva anche di quello che era stato un potere che non gli andava, e costruiscono il Palazzo dei Provveditori Veneti, attuale sede del nostro museo. È una piazza che doveva ovviamente dare visibilità a questo nuovo potere, e quindi sono due luoghi di potere uno sull'altro che andavano assolutamente raccontati. Questa esigenza è nata dai direttori che mi hanno preceduto, Serena Vitri, Fabio Pagano, però quando mi sono messa a progettarla, poi magari parliamo delle criticità, la prima, la più grande, io siedo indegnamente a questo tavolo perché non abbiamo finito il progetto, e quindi volevo finirlo per la Sami ma non ce l'ho fatta, quindi mi dispiace, ecco, magari per alcuni possiamo fare un giro per farvi vedere a che punto siamo arrivati, perché mettendosi a progettare e a realizzare questa parte espositiva diciamo non era semplice per vari motivi. Si inserisce, mi dici tu, si inserisce in un progetto strategico importante che è la narrazione di alcuni temi che stanno a cuore del museo. Un museo che ha scelto di dedicarsi al Medioevo, ai Longobardi. Cercavano la città romana quando hanno fondato il museo, poi si accorgono che i Longobardi erano una parte importante, e nella storia del museo straordinaria, che mi piace leggere e leggo ogni volta sempre con molta... avevano già evidenziato nell'Ottocento i palinsesti, cioè la successione delle cose che avvengono e le trasformazioni del paesaggio. Pensate che visioni. È una straordinaria visione nella seconda metà dell'Ottocento, il museo aveva già quasi 100 anni, perché nasce nel 1817, nella seconda metà dell'Ottocento vengono demanializzate un sacco di fonti. Tutto il Friuli patriarcale stava in quelle fonti, e lo fanno perché volevano con quel progetto creare un museo che avesse la cultura materiale e le fonti. E quindi nella nostra concezione di riallestimento del museo noi non abbiamo pensato, cioè abbiamo ascoltato il museo, è lui che ci ha guidato, la sua fisionomia precisa, la sua storia ci dà la sua fisionomia, ci ha guidato nel riallestimento del museo e nel dargli il suo volto, quello che praticamente lui ci ha indicato. Quindi diciamo questo intervento si inserisce in questo progetto. Come l'abbiamo fatto, stiamo facendo, con un percorso multimediale simile a quello di cui parlava Stefano Roascio, un po' forse meno, il vostro è molto più articolato, il nostro più semplice, si basa su dei videomapping ma anche delle ricostruzioni che fanno perdere veramente moltissimo tempo, perché sono delle ricostruzioni con cui noi non dobbiamo tradire il visitatore, noi non dobbiamo raccontare delle storie, noi dobbiamo dire la verità, dobbiamo dire quello che abbiamo scavato, quello che conosciamo con grande onestà. Il nostro progetto parte anche da molto lontano, perché parte nel 76 con il terremoto, quando tutti questi resti vengono alla luce proprio nei restauri del palazzo. Restauri importanti ma disastri dal punto di vista archeologico, perché le priorità erano diverse. Vedete anche qui che razza di restauri non certo delicati che sono stati fatti, e quindi in quel tempo sono emersi questi resti, hanno fatto un grande lavoro, e adesso noi dopo 40 anni cerchiamo di portarlo a termine. Grazie.
Allora, apriamo il secondo giro. Ovviamente, come era prevedibile, stiamo in ritardo, quindi cerchiamo magari di essere un pochino più sintetici e io chiedevo di illustrare, in parte l'avete fatto, le criticità incontrate, i risultati conseguiti alla fine delle attività e l'apprezzamento dei fruitori, ma soprattutto a più ampio raggio le ricadute sul contesto sociale, sulla politica di salvaguardia dei paesaggi storici, ovviamente per quelli che sono i territori, e sullo sviluppo turistico. Quindi ricominciamo con la Taranto. Diamo lo stesso ordine. Grazie, accodo al coro di ringraziamenti che di chi mi ha preceduto per ringraziare sia l'organizzazione sia il direttivo della SAMI per dare la possibilità. Non ringraziate, andate al sodo. Va bene, cerco di stare nei tempi, allora procedo subito. Mi riallaccio un po' a quello che ha anticipato la collega nel primo intervento e per quanto riguarda il progetto sul Castello di Ginosa, e cerco di focalizzare subito un po' l'attenzione sul dettaglio della domanda che riguarda le criticità fondamentalmente che hanno interessato il progetto. Chiaramente si tratta questo di un percorso che noi abbiamo fatto, un percorso a tappe, non prefissato, per cui molte cose sono state anche aggiustate in corso d'opera in base a riscontri che avevamo da parte delle comunità con cui ci interfacciavamo. E la prima criticità che noi abbiamo ovviamente sostenuto e l'ha visto e incontrato è la marginalità del luogo del castello, e per cui la necessità chiaramente di riavvicinare la comunità e riportarla a riappropriarsi di quello che è proprio un luogo storico, perché come un po' ha anticipato la collega prima, da una parte è collocato in una zona periferica che è stata sconvolta da due eventi calamitosi recentemente, 2014 e 2017, che ha portato a un abbandono del centro storico. Dall'altra parte però è anche vissuto come un luogo affettivo, in quanto fino alla metà del secolo scorso era utilizzato anche come scuola, quindi molta gente ancora ricordava l'interno del castello per la parte che aveva frequentato, e un'altra parte del castello è invece utilizzata anche come abitazioni, e quindi c'erano i ricordi ovviamente di chi aveva vissuto all'interno o dei nonni, di chi era dei parenti che avevano vissuto all'interno prima che il castello fosse poi acquisito al demanio del comune. E per cui diciamo la prima preoccupazione era quella chiaramente di riavvicinare, riportare la comunità all'interno, e il progetto di restauro sicuramente dava questa possibilità, però il rischio qual era? Chiaramente anche il miglior progetto di restauro, il miglior scavo archeologico rischiavano di risultare fini a se stessi proprio se non prevedevano a monte il coinvolgimento della comunità, che deve essere chiaramente poi chiamata a prendersi cura e carico del monumento una volta che questo progetto e questo processo viene compiuto. Per questo, per risolvere questo problema, appunto è stato ideato questa cabina di regia, e quindi di mettere chiaramente a capo gli enti del Ministero, il segretariato, ex segretariato e la soprintendenza, con accanto a braccetto stretto contatto il comune, ovviamente, che è l'ente territoriale più diretto per la comunità di riferimento, e poi il coinvolgimento di attori privati come le fondazioni Fitzcarraldo e Dioguardi, che hanno aiutato ovviamente in questo processo partecipato. E la prima fase appunto ha previsto questa creazione di tavoli di partecipazione, coinvolgendo quelli che erano gli stakeholder, e qui abbiamo incontrato un'altra difficoltà, per esempio la perplessità iniziale della comunità a interfacciarsi ovviamente con enti come la soprintendenza, come il segretariato, perché non capivano inizialmente esattamente qual era l'intento, dove si voleva arrivare sostanzialmente. E quindi questa è stata un po' la perplessità iniziale, però devo dire in realtà che successivamente si è un po' ammorbidita questa e sono stati anche molto più partecipi, e anzi quello che è emerso successivamente nel proseguo degli incontri molte volte è stato l'emergere di contrasti o animosità a livello locale tra associazioni o altro, per cui qui è stato fondamentale anche l'aiuto del comune, che ha fatto capire che non si trattava semplicemente di andare a decidere quale stanza affidare a quale associazione, ma si trattava di andare a decidere insieme che cosa si voleva fare di quel bene, e una volta che veniva terminato il progetto di restauro, e quindi capire già in fase di progettazione qual era la destinazione d'uso da attribuire ai vari spazi del monumento.
Quindi è stato poi ovviamente avviato la seconda fase, quella del cantiere. Qui, come già accennato la collega, si è pensato di utilizzare la valorizzazione del castello, di far partire la valorizzazione del castello già nella fase di cantierizzazione, coinvolgendo gli abitanti, coinvolgendo anche le piccole attività locali, per cercare un po' di stimolarli proprio a riappropriarsi di questo bene. Qui si inserisce quindi il progetto del C'era una volta in un cantiere, il restauro del castello di Ginosa, che ha visto proprio come evento iniziale l'inaugurazione dei cantieri, è stato chiamato così, proprio con l'accensione di un'installazione luminosa fatta dall'architetto Vincenzo D'Alba, e che ancora oggi è presente all'ingresso del castello, di fronte alla recinzione, e è stata preceduta da una vera e propria processione, in realtà, come una processione di paese, lungo il corso principale, che aveva lo scopo di riportare la comunità all'interno del castello e quindi a riconquistare simbolicamente uno spazio della propria memoria, e per questo è stato strutturato coinvolgendo musicisti, un corpo di ballo, di professionisti ovviamente, che hanno sfilato procedendo proprio in processione, vestiti in tenuta da cantiere, e hanno riaperto proprio le porte del castello, invitando chiaramente la comunità a entrare e a vederlo. Questa era la fase iniziale, e poi successivamente sono state organizzate tutta una serie di iniziative come laboratori didattici per le scuole o diretti anche da giovani artisti, e chiaramente visite guidate al cantiere in corso e laboratorio talk, che piano piano hanno fatto riappropare e riavvicinare la comunità all'interno del monumento. Questo tipo di attività sicuramente ha mutato la percezione, ovviamente, con cui veniva visto non soltanto il monumento ma anche il cantiere, che non è più un luogo chiuso ma ovviamente un luogo aperto, dinamico, aperto alla comunità, e il restauro è anche stato avvertito non più come un processo lungo, che ovviamente questo è dovuto in parte anche alla difficoltà di gestire finanziamenti così complessi, ma anche alla complessità ovviamente dell'intervento, ma soprattutto la finalità del cantiere di restauro, che è volta alla restituzione proprio alla comunità di un pezzo della propria storia, e questo chiaramente ha generato un sentimento di riappropriazione che permette oggi alla popolazione di guardare a tutta l'area con occhi diversi rispetto a quelli invece che era il recente passato. Chiudo dicendo che chiaramente tutto questo riguarda finora. Il dato critico che abbiamo riscontrato in corso d'opera è che finché c'è una cabina di regia che mantiene in qualche modo le redini di questo percorso, di questo processo, è tutto abbastanza regolare. Nel momento in cui si è cercato di coinvolgere più attivamente le comunità locali, quindi di dare a loro l'iniziativa per eventuare sollecitare magari iniziative o altro, qua abbiamo riscontrato ancora una certa ritrossia a promuovere attività che vadano al di là della semplice visita guidata. Per questo su questo stiamo ancora un po' riflettendo. Ovviamente il percorso, come dicevo, è a tappe, e cercheremo anche questo di aggiustarlo in corso d'opera. Grazie. Grazie. Allora la parola ritorna a Cagliari. Sì, buongiorno. Provo di nuovo a condividere le slide. Ora dovrebbe andare, ditemi se vedete. Sì. Ok, perfetto. Allora, vado subito al sodo. L'intervento, come ha detto prima il professore, nasce appunto... Scusi, ma noi non le vediamo in sala. Aspettate un minuto. Se può andare avanti intanto, a breve ci danno l'immagine anche a noi. Va bene, certo. Quindi parliamo insomma di un progetto di dottorato, il mio discusso ad aprile, che aveva diversi attori coinvolti, tra cui ovviamente l'Università di Cagliari, quella Carlos III di Madrid e il Consorzio Centri d'Arte e Musei Camus di Cagliari, in un contesto appunto che si è sviluppato in un contesto appunto complesso e vulnerabile come quello della laguna di Sant'Agilla, a Cagliari, possiamo dire, quindi nella città metropolitana di Cagliari. Abbiamo parlato anche prima della necessità di sviluppare delle azioni di archeologia sostenibile in questo paesaggio culturale così complesso, e attivare quindi delle pratiche di monitoraggio ambientale con processi di salvaguardia condivisa. Si vede adesso, Ok, e formule di partecipazione attiva appunto della comunità. Quindi, come abbiamo detto, la laguna di Sant'Agilla è situata nell'estremo meridione isolano, appunto nell'area metropolitana di Cagliari, è questa che vedete al centro. La presenza umana è in quest'area attestata fin dal Neolitico antico, attraversa tutte le epoche successive, dalla preistoria all'età fenicia,
quella punica e romana, come potete vedere da questa mappa. È però il Medioevo a costituire il periodo di massima rilevanza, possiamo dire, quindi le vestigia della città di Santa Igia, che era la capitale del giudicato di Cagliari, e insieme poi a tutta una fitta rete di villaggi perilagunari per lo più scomparsi oggi, a delle chiese, creano proprio una stratificazione culturale complessa e visibile oggi nei resti medievali e post-medievali. Le successive trasformazioni moderne e contemporanee, dalla bonifica dei conti vecchi per la creazione delle saline alla costruzione negli anni '80 del porto canale e all'industrializzazione successiva, hanno modificato profondamente la morfologia di tutto questo areale, riducendo l'estensione originaria della laguna, che era di circa 4.000 ettari, agli attuali 1.300. Quindi hanno avuto un impatto decisivo, alterando gli assetti storici, naturali e sociali anche. In questo contesto così fragile e frammentato, il contratto di Laguna di Sant'Agilla, promosso dalla città metropolitana di Cagliari e ispirato ai contratti di fiume, è stato concepito come uno strumento di governance partecipativa volto appunto a coordinare istituzioni, comunità locali e operatori culturali per la gestione di quest'area così importante. Nelle prime fasi del progetto, però, il patrimonio culturale risultava del tutto assente. Dal documento preliminare del 2020, qua ve l'ho messo, ovviamente non si può leggere, però è importante dire che mancavano tutti quegli stakeholder attivi nella tutela, nella ricerca e nella gestione del patrimonio culturale, ad esempio l'Università di Cagliari, il CNR, la Soprintendenza, e questo evidenziava evidentemente una lacuna nella pianificazione integrata per questo territorio. Per colmare questa assenza, a partire dal 2022 ho proprio io realizzato, con il supporto del gruppo di ricerca, ovviamente rappresentato dagli autori del contributo qui, attività di coinvolgimento del professionismo culturale e archeologico mediante interviste rivolte a stakeholder selezionati e attivi nell'areale di indagine. Erano appunto finalizzate a comprendere i bisogni locali e a far emergere il ruolo strategico del patrimonio storico e archeologico in questo processo partecipativo. Queste azioni quindi hanno permesso di proporre soluzioni concrete per integrare tutela e valorizzazione dei beni culturali nella governance lagunare, in questo processo di governance lagunare che sta nascendo, superando appunto quell'iniziale marginalità del tema culturale che abbiamo visto nel documento preliminare del 2020. A partire poi dal dicembre del 2023, per volere della città metropolitana di Cagliari, è nato un percorso partecipativo che ha incluso tavoli istituzionali, forum plenari e laboratori di coprogettazione, in cui è stato poi possibile definire azioni concrete per la cura del paesaggio culturale. In questo quadro, le istanze emerse dal coinvolgimento di archeologi e professionisti della cultura, raccolte proprio in quelle interviste che abbiamo visto prima, si sono rivelate centrali. Hanno consentito di identificare priorità di intervento, proporre linee guida per la salvaguardia delle vestigia medievali e postmedievali, ma anche di altre epoche, e poi di integrare tali elementi nel futuro piano di azione del contratto di laguna, che ancora ad oggi non è stato purtroppo formalizzato. In conclusione, quindi, l'esperienza ha dimostrato che la gestione sostenibile del paesaggio lagunare richiede non solo la mitigazione dei rischi ambientali e industriali, ma anche la piena inclusione del patrimonio culturale come componente fondamentale in questo percorso di governance. Questo ha permesso quindi di sperimentare un modello di salvaguardia integrata che unisce conoscenza archeologica, tutela ambientale e partecipazione comunitaria. Io ho concluso. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Allora la parola torna alla Toscana. Cercherò di essere brevissimo. Brevi, grazie, perché Allora, siamo molto in ritardo. Anzi, farò anche il terzo intervento e poi vi spiego il perché, anche il terzo giro in questo. Allora, la criticità che noi abbiamo, a differenza di quello che ho detto prima, è una criticità comune che si verifica tutte le volte, che sono i problemi di gestione. Gestendo questa cosa attraverso dei protocolli e ricercando nei progetti, noi andiamo nelle spese di in conto capitale, facciamo le inaugurazioni. Poi il problema qual è? Il mantenimento, il taglio dell'erba, tanto per essere molto banali, e quindi c'è un vulnus, c'è una deficienza totale. Quindi noi ulteriori strumenti li dobbiamo trovare un soggetto magari anche volontario che faccia tutto questo, perché se salta una routine di progetti
abbiamo scoperto quel tipo di manutenzione e quindi il problema rimane quello. Riguardo alla formazione, così dico rapidamente, la formazione è stato il primo impulso, il primo motore di tutta questa cosa, da quando esistevano i gruppi archeologici che si sono strutturati su quell'esperienza. Poi io l'ho riportato questo anche all'interno del parco, perché ho fatto fare uno stage archeologico ai dipendenti, perché considero l'archeologia un campo in cui praticare attività che poi le ritrovi anche nel lavoro comune, come una forma mentis fondamentalmente, soprattutto per chi deve conservare anche beni naturalistici, ma poi dentro il bene naturalistico c'è anche quello culturale. Siamo arrivati poi a fare le disseminazioni con una serie incredibile di conferenze, in modo che la cittadinanza fosse sempre aggiornata di quello che stavamo facendo. Dico perché ho fatto anche il secondo intervento, perché io purtroppo devo scappare, perché c'è stato un inconveniente, perché bloccano per 3 giorni la linea ferroviaria sulla Tirrenica. Devo scappare, quindi c'è una sorta di nemesi, io fuggo da un convegno di archeologia perché fanno gli scavi. Grazie molte per l'esperienza. Allora, Francesca. Sì, allora, ho preso appunti così cerco di andare veloce. Parto dalla criticità perché al momento la criticità riguarda ovviamente il budget, come tutti potete immaginare, relativamente soprattutto ai temi della conservazione e del restauro di tutto quanto l'insediamento, perché noi abbiamo un insediamento vastissimo con ambienti fondati sulla roccia, per cui ogni volta che scaviamo un ambiente poi abbiamo grossissimi problemi di conservazione e sono questi ambienti che ci servono poi anche al racconto, no? Oltre che al recupero del dato scientifico. Quindi cerchiamo sempre di portare avanti dei progetti, di candidare dei progetti di restauro che sono onerosi, però lo facciamo, ogni tanto ci riusciamo. Invece valore aggiunto in generale posso dire che siamo molto soddisfatti. Intanto vorrei dire che questo format che abbiamo applicato là, l'abbiamo fatto là perché ci hanno dato la possibilità di farlo, ma è chiaramente duplicabile perché poi si può riportare in tantissimi altri siti, qualche volta anche l'ho fatto. Il valore aggiunto consiste nel fatto che la comunità di Tito, forte di questa condivisione, di questo riconoscimento del loro patrimonio archeologico, poi ha cominciato a mettere in atto tutta una serie di altre iniziative che riguardano il patrimonio. Allora ha candidato Tito l'anno scorso, quest'anno l'ha ricandidata alla capitale italiana del libro, della lettura. Ha costruito e ha potenziato la rete delle associazioni culturali che si sono aggregate insomma attorno a questa storia. Poi sono tutte attività che vanno avanti anche per conto loro, senza che ci siamo noi, però hanno sempre una radice nell'attività che abbiamo fatto noi per quanto riguarda il patrimonio archeologico. E poi la torre è al centro di eventi, la torre di Satrianum è al centro di eventi che vengono fatti anche al di fuori ovviamente dal nostro periodo di permanenza a Tito, che vanno dalle letture sotto la torre curate da alcune associazioni, ai concerti, agli aperitivi, ci hanno fatto anche dei matrimoni sulla torre, quindi voglio dire è un modo per riconoscere questo luogo che fino veramente alla metà del 2015-14 era il rudere. Poi è stato fatto anche è stato oggetto di attività di restauro, fortunatamente una parte, la torre e la cattedrale, e dentro la torre abbiamo fatto un piccolo museo che qualche anno fa abbiamo candidato anche al premio Frankovic e si era anche classificato bene. È un museo multimediale dove abbiamo raccontato tutto il comprensorio, non solamente il sito medievale, ma tutta la vicenda dalle fasi dell'età del ferro fino alle fasi di età medievale. E con un allestimento canonico, con pannelli insomma trasparenti, con alcune cose lievi di edutainment, di riconoscimento, QR code eccetera, con pochi reperti, soprattutto scultori che vengono dalla torre. Poi abbiamo fatto un altro progetto anche qui di ricostruzione virtuale
con sia un'app interattiva che porta in giro le persone con una caccia al tesoro nel patrimonio culturale di Tito e del sito archeologico medievale, ma anche un progetto con l'Oculus che racconta la torre e l'insegnamento medievale da dentro la cattedrale con le parole e l'avatar dell'ultimo protagonista di questo sito. E questa piccola storia la voglio dire. Allora, come in tutti i posti c'è sempre una leggenda, no? Allora lì a Tito c'era la leggenda della regina Giovanna II, che aveva fatto portare una fanciulla da Terlizzi fino a Napoli. La comitiva si era fermata a Satrianum, questo in una cronaca del 600, si era fermata a Satrianum, questa fanciulla era stata violata e quindi la regina si era arrabbiata e aveva mandato le truppe a bruciare l'insediamento. E io ho combattuto per un po' di anni contro tutti i sindaci che mi dicevano devi mettere in scena la leggenda, dico vabbè. Poi abbiamo fatto una bella ricerca storica e in realtà l'ultimo diciamo feudatario è stato Muzio Attendolo Sforza, capitano di Ventura di Giovanna, che a un certo punto è caduto in disgrazia per vari motivi, e la faccio breve, e c'è stato un attacco a Satrianum. Lui è andato via, è andato a Tricarico dove stava il fratello, ma il villaggio viene abbandonato e noi le tracce archeologiche dell'incendio con la datazione perfetta ce le abbiamo ovunque. Quindi abbiamo detto va bene, la raccontiamo la leggenda, però vi diciamo che è vera questa, cioè che è una leggenda che nasce su un fatto vero. Quindi anche questo è stato un modo per venire incontro alle esigenze della comunità che dipinge questa leggenda dappertutto, però con la storia vera di questo sito. Altro passaggio, la gestione. Sappiamo tutti che la gestione è uno dei passaggi più difficili, più critici, più complicati, perché noi possiamo fare lo scavo più bello che c'è, ma se non abbiamo qualcuno che l'apre, che lo fa vedere, che lo tiene anche un pochettino in vita. E allora lì si sono susseguite due gruppi, il primo fatto da ex allievi nostri dell'università, di Tito, quindi ragazzi di Tito che lavoravano lì sul posto, che tenevano aperto questa associazione Memoria. Poi ognuno di loro ha vinto concorsi, l'associazione 2 anni fa l'hanno sciolta e si è promossa un'altra associazione che lavora lì e tiene aperto il sito, che però anche questa per vari motivi penso che lascerà, ma invece di essere abbandonati all'oblio abbiamo la possibilità, cioè la Proloco di Tito, vedendo tutta l'attività che abbiamo fatto, rimanendo in connessione, quindi questo è un valore aggiunto che abbiamo restituito, si è offerta per prendere in carico la gestione del piccolo parco archeologico, perché c'è tutto un percorso che abbiamo strutturato. E anch'io dico qualcosa a questo punto sulla formazione, così chiudo. La Proloco ci ha chiesto chiaramente di fare formazione per loro, quindi per spiegargli cosa devono spiegare. E questa formazione la faranno tutti quanti il mio gruppo che lavora lì da anni, che è stato chiaramente poi in questi anni, sempre nelle nostre lezioni, nei nostri corsi, nei nostri seminari e laboratori, sensibilizzato però sul campo proprio all'esigenza di fare nella maniera più filologica e precisa possibile lo scavo, utilizzare tutte le strumentazioni eccetera, però anche raccontarlo e entrare in contatto con le persone che sono nel luogo, perché per me è veramente imprescindibile è questo tema della ospitalità che noi abbiamo e che abbiamo il dovere etico di restituire attraverso la connessione, la restituzione praticamente. Devo avere detto tutto. Mi è piaciuto molto il tema, la definizione di salvaguardia integrata, perché la salvaguardia integrata porta alla crescita di valore del patrimonio e dei territori. Noi siamo dei traduttori, però il riscontro che abbiamo in questo senso, noi abbiamo il nostro riscontro scientifico, penso tutti quanti, però il riscontro in questo senso, e siamo d'accordo con tanti colleghi che lavorano su queste assi, è molto importante. Grazie, grazie. La parola a Filippo. Sì. Come al solito ottengo gli appunti, ma più che altro per rimanere nei tempi. Bene, per quanto riguarda criticità e risultati, questo era il tema. Per quanto riguarda le criticità, cerco di segnalare semplicemente le più importanti da questo punto di vista. In entrambe le esperienze, una delle principali è stata quella della gestione di ampi flussi di pubblico.
Perché da un lato l'archeodromo, che appunto ormai dal 2014 è attivo, ogni anno continua ad avere sempre più domande, tanto che anche quest'anno, nel 2025, ci siamo trovati a dover gestire giornate in cui c'erano più di 180 bambini presenti. E potete immaginare quello che è dover gestire a livello proprio di organizzazione 180 bambini presenti all'interno di un parco archeologico, che poi è la ricostruzione di un villaggio di IX secolo. Per quanto riguarda invece San Galgano, la criticità era bivalente, ovvero da un lato avevamo la necessità di essere sostenibili a livello economico e quindi ovviamente avere più visitatori possibili, ma dall'altra parte invece dovevamo cercare di organizzare delle serate che avessero una fruizione intima, personale del bene. Da questo punto di vista quindi abbiamo agito cercando di organizzare gruppi a intervallati da partenze cadenzate in modo regolare, così che più gruppi potessero essere attivi nella stessa serata, incrementando quindi il flusso che effettivamente a fine serata partecipava alle nostre serate, ma al tempo stesso cercando di rendere anche l'esperienza intima. Le altre due criticità che vado a indicare sono, credo, condivise da tanti a cui ho sentito oggi parlare, perché quando si va a scrivere uno storytelling ci sono delle grosse criticità. Perché quando soprattutto lo storytelling diventa parte della storia stessa, io non posso avere una persona che mi dice che è successo nel tuo anno, non lo so. Eppure noi siamo spesso davanti a queste difficoltà di ipotesi univoche. Per esempio, faccio un esempio per chiarire proprio al meglio la faccenda e essere stringato. A Miranduolo c'è un attacco che subisce nel primo quarto dell'XI secolo e porta alla distruzione del sito. Noi nella serata diacronica in cui dall'inizio del popolamento fino alla fine abbiamo voluto raccontare l'evento di Miranduolo, ovviamente era una situazione che andava narrata, non poteva non esserlo, però non potevamo nemmeno dire chi è stato boh. Quindi abbiamo cercato di rendere quelle che sono delle ipotesi che poi abbiamo a livello fattivo, ma inserendo la scena più tardi a livello cronologico. In questo modo il racconto che viene fatto dalla figura messa in essere durante la serata diventa un racconto che è già fondamentalmente avvolto da versioni contrastanti, potendo quindi presentare dall'interno della storia quelle che sono delle ipotesi poi diverse, ma fondate su basi scientifiche che ovviamente purtroppo non sempre sono univoche. Infine, ma su questo io mi riservo il terzo intervento, la formazione di figure professionali sull'archeodromo, soprattutto, questo è un punto, ma lascio per un attimo dopo se c'è tempo, oppure ditemi voi come volete. Il terzo, la parola solo ai collegati e poi apriamo il Perfetto, dibattito. allora piccola parentesi velocissima su questo aspetto. Ora, io ovviamente non sono la persona più indicata per poter parlare di quella che è la formazione universitaria o altro, io mi voglio limitare quindi alle mie esperienze personali, perché comunque nell'organizzazione di quelle che sono le giornate didattiche all'archeodromo, si va anche a interfacciarsi con nuove leve che ormai sono nate all'interno di quella che è una realtà molto digitale, e questo per un parco che fa della ricostruzione storica e delle attività di archeologia sperimentale una base, è un problema. Non solo serve infatti uno studio accurato intimo, che deve essere però critico. Gli operatori devono potersi porre delle domande che spesso non vengono poste, e questo perché il bambino di 10 anni tante volte fa una domanda che è molto più insidiosa di quella che si può porre a un esame universitario, e io devo avere una conoscenza accurata del quotidiano, proprio di quelle cose più semplici che tante volte non vengono pensate. Oltre a questo servono delle competenze attoriali e sceniche, e anche qui credo che a meno che non ci siano dei corsi teatrali, difficilmente l'operatore arriva già con queste sviluppate, così come competenze pedagogiche e didattiche vanno a interfacciarsi sulla gestione di ampi flussi caratterizzati ormai oggi da sempre maggiore fragilità, ovvero sempre più bambini hanno bisogno di attenzioni molto particolari che te quando sei là, ovviamente il professore c'è, ma è solo un riferimento. È tu il ruolo da protagonista nel formare quel ragazzo. E tornando a quell'epoca digitale in cui sempre di più viviamo, questo è un dovere nostro anche proprio non solo nei ragazzi, ma poi nelle figure professionali si vanno a creare, perché banalmente sempre di più ci troviamo a confrontarci con la necessità, per esempio noi, di costruire letteralmente dei vestiti, perché servono per indossarli. E l'operatore deve essere in grado di fare questo, ma questo è solo il punto di arrivo finale, la cosa più difficile, più complessa. Oggi lavoriamo con persone che non è, per fare un esempio, non si riesce più nemmeno ad accendere un fuoco, e non utilizzando le tecniche medievali, ma accendino e diavolina. Quindi credo che proprio la capacità manuale, che credo poi possa essere condivisa da altre persone che ovviamente hanno
competenze più nello scavo si vada a rivedere. Infine, concludo velocementissimo su risultati, un attimo, una parola veloce, anche perché da questo punto di vista non credo che serva altro se non citare quello che è un progetto in essere, che continua a essere in essere e che continua a avere conferme. L'anno scorso abbiamo avuto 7.500 visitatori tra bambini e professori al parco, solamente tra fine febbraio e inizio giugno, cioè quando si concentrano le uscite didattiche. E già ora, con le scuole che come avete visto sono appena aperte, in realtà abbiamo già nuove prenotazioni. E questo per dire che effettivamente, evidentemente è un modello che trova riscontro, non solo nei feedback verbali, entusiasti a fine serata, ma proprio poi a livello fattuale e dimostrabile. Per quanto riguarda le esperienze condotte nel 2024 a Chiusdino, e chiudo, la conferma di nuovo sono quelle che abbiamo riprodotto quest'anno. Non più tardi di venerdì scorso, quindi settimana scorsa, avevamo tutti vestiti da monaco addosso, io e tutti gli altri del team di ricerca, dal professore a Marco Valenti, a Stefano Bertoldi, a Alessandro Nardini, a raccontare quindi a più di 150 persone quella che era l'abbazia di San Galgano. Allora Stefano, i risultati ce l'avevi già detti? Sì, ma farò velocemente. Sulle criticità, vabbè, ce ne sono alcune di ordine materiale che sono banali, l'obsolescenza, il fatto che bisogna avere personale preparato a gestire l'Oculus e quant'altro, e quindi Poi ci sono invece le criticità di ordine spirituale, che sono quelle un po' più difficili da valutare. Sicuramente abbiamo turbato la sensibilità di qualche vecchio archeologo diciamo da salotto, ma non da salotto attuale, da salotto di Guido Gozzano, gli amici di Nuova Speranza, che insomma anche un granello di polvere importante perché è sulla statuina, quindi lasciamola lì. E so appunto che ci sono state un po' di critiche in questo senso, perché insomma un monumento così iconico, un monumento così importante viene addirittura violentato con un videomapping che ha una caratteristica che si spegne e non esiste. Quindi l'utilizzo del videomapping è stato fortemente voluto, addirittura a un certo punto dovevamo fare proprio degli avatar, ma bisognava montare un plexiglass perché ci vuole comunque una struttura, non l'abbiamo scelta, abbiamo scelto il videomapping proprio per fare in modo che non esista niente. E questo ve lo racconto perché chiudo con un aneddoto simpatico, per far capire un po' qual è ancora la resistenza, perché fra di noi no, perché noi i medievisti sono un po' più avanti, devo dire la verità, e quindi non abbiamo questi problemi. Nel bicentenario di Napoleone abbiamo rimesso un'epigrafe napoleonica sulla facciata nelle zanche originali che c'erano ancora nel mausoleo, epigrafe che era ritratta su un quadro e epigrafe che era descritta da un viaggiatore. Quell'epigrafe raccontava che Cecilia Metella dalla metà del 1700 in avanti viene usata come punto della base geodetica per la ricostruzione della prima cartografia in Europa scalare, suddivisa, quindi misurabile, quindi un fatto eccezionale, addirittura entra queste misure nella disputa fra Cassini e Newton sullo schiacciamento dei poli. Ecco, non bisognava farlo, noi abbiamo ricevuto un'interrogazione parlamentare, io ho dovuto rispondere, peraltro sapete di chi? Della mia collega che mi ha preceduto nella direzione del mausoleo. Esatto, infatti tu la conosci. Ho dovuto rispondere, questo per dirvi appunto che bisogna sempre avere dei progetti che hanno un saldo fondamento, perché poi finisce che arriva il primo sciocchino che ti attacca in maniera così tanto per attaccarti, perché sembra che tutto sia immutabile, soprattutto nel panorama dell'archeologia classica sembra che tutto sia immutabile. Infatti insomma nel 1800 c'era anche chi diceva che sarebbe stato il caso di distruggere il Castrum Caetani perché effettivamente si addossa a Cecilia Metella e ne compromette un po' la visione, e mi pare che siamo ancora rimasti qua. Sulle cose positive, questo chiudo, siamo passati un anno da 11.000 visitatori a 29.000 visitatori, ma soprattutto 29.000 visitatori contenti e più consapevoli di quello che hanno visto. Grazie. Grazie Stefano.
Allora, tre cose. Sostenibilità economica, perché per esempio i percorsi, le apparecchiature multimediali costa installarle, mantenerle, gestirle a fronte di un biglietto che è a prezzo popolare di 4 euro, che è non per la qualità del museo, ma perché è un prezzo popolare che da più di un anno abbiamo portato a 6, quindi... Ecco, quindi il tema anche della sostenibilità, noi siamo fortunati perché c'è il nostro Ministero, questi sono tutti investimenti che abbiamo fatto con il nostro Ministero, però il Ministero ci chiede di essere parte attiva anche nella ricerca di finanziamenti, giustamente, e quindi questo ci stimola anche a cercare delle entrate autonome. E abbiamo dei biglietti che costano ancora meno. Con il biglietto integrato che facciamo con la parrocchia, col comune, non è facile diciamo, gestire la contabilità di 3 istituzioni che hanno una veste giuridica completamente diversa, però noi riusciamo sempre a trovare in qualche modo la quadra. E quindi sostenibilità e poi la tutela archeologica. A Cividale non c'è un'area archeologica, non ci sono aree archeologiche perché la città si sovrappone alla città antica. Il tema dell'archeologia e della tutela è un tema attuale perché l'archeologia è un disagio e quindi i cittadini vanno accompagnati nel comprendere che queste sono cose importanti. Sicuramente questo non è facile perché al di là delle opere pubbliche che sono normate come tutela, ma anche qui, quando ero in soprintendenza, ho lavorato molto sul piano regolatore di Cividale, in modo che anche i privati potessero, comunque ci fosse un controllo archeologico di tutte le opere. Ecco, vi immaginate cosa significa questo? Significa disastro, significa quasi vessazione, quindi il ruolo non facile è quello di sensibilizzare e anche di accompagnare i cittadini in questo percorso che spesso ha ostacoli. Ecco, magari creando dei progetti, e questo l'abbiamo anche fatto in accordo con la soprintendenza, per riuscire a fare degli scavi anche quando le proprietà sono private. La terza cosa, magari posso spiegare meglio, adesso per la velocità ho sintetizzato, terza cosa, i depositi, perché io per creare uno spazio espositivo nei sotterranei ho dovuto spostare i depositi e facciamo il gioco delle 3 carte dove li metto e quindi li ho ridistribuiti con grande fatica, grandissima fatica. Io non ho i problemi, forse voi ne avete molti di più, i nostri sono molto più contenuti, però ci sono i problemi dei depositi. La sfida che adesso ci poniamo, ho qualche progetto, qualche idea di creare dei depositi qui a Cividale anche per i nuovi scavi che fa la soprintendenza in un accordo tra gli enti, perché le cose di Cividale, le cose di un posto devono rimanere in un posto e non prendere la strada di depositi che sono lontani, non accessibili, dove gli studiosi non possono andare e dove alla fine i materiali non si possono studiare. Grazie Angela per aver riportato anche l'attenzione su questo problema. Allora, ai nostri amici collegati io chiederei una battuta velocissima sulla formazione e partendo sempre da Taranto e poi dalla Sardegna, in modo che dall'ultimo intervento della Sardegna apriamo, per quanto diciamo non abbiamo un tempo enorme, il dibattito con la sala. Prego. Sì, grazie. Su questo sarò veramente telegrafico perché in realtà non ho granché da dire, in quanto il ruolo, per quanto riguarda il progetto specifico, anzi il ruolo degli archeologi, non parlo di me ma dei colleghi coinvolti, è stato anche il valore aggiunto poi di tutto il progetto, soprattutto per quanto riguarda le parti di scavo archeologico, ovviamente, perché hanno messo a disposizione quella che è la loro professionalità, non soltanto per seguire lo scavo archeologico, ma anche per essere coinvolti poi nei vari eventi che sono stati fatti, soprattutto rivolti al pubblico, e quindi hanno capito che il ruolo che devono svolgere non è quello del tecnico soltanto, ma anche quello di andare un po' a svestire i panni del tecnico e anche saper raccontare quello che è un dato tecnico, un dato molto particolareggiato, in maniera più accessibile a chi veniva, ai cittadini che venivano a visitare il cantiere in diversi eventi. Solo questo volevo aggiungere. Grazie. Allora,
Passerei subito la parola a Cagliari, credo che intervenga chi Mattia. interviene adesso. Mattia Sanni. Mattia, ok. Sì, ecco. Vi ringrazio tutti quanti, vado rapido. Il progetto di Sant'Agilla ci ha mostrato un limite, la formazione tradizionale dell'archeologo, centrata su scavo e documentazione, non basta più. Le sfide attuali, gestione del rischio, governance del paesaggio, partecipazione, richiedono quindi una formazione multidisciplinare che unisca cultura, società, economia, ambiente. Però diciamo che con il decreto ministeriale 639 del 2024 per la prima volta le declaratorie dell'archeologia parlano esplicitamente di valorizzazione, fruizione pubblica, archeologia pubblica, riconoscendo che il nostro lavoro riguarda anche l'attribuzione di senso e di valore nella società contemporanea. È un vero cambio di paradigma, ma questo, forse possiamo dircelo, non solo non è ancora pienamente accettato dalla nostra comunità scientifica, ma forse nemmeno completamente compreso. L'archeologia pubblica, come dimostrano molti degli interventi che abbiamo ascoltato, o è cultura di progetto, oppure è cultural washing, marketing, oppure, per usare un copyright del collega Vasco Salvia, archeologia pubblicitaria. All'Università di Cagliari stiamo già sperimentando l'esercizio di questa cultura di progetto, laboratori integrativi dove studenti di archeologia lavorano insieme a storici dell'arte, archivisti, giornalisti, su casi concreti, come la laguna di Sant'Agilla. Non solo scavo, quindi, ma progettazione di itinerari sostenibili, riflessioni sull'etica professionale, dialogo con le comunità. Questo cambio di paradigma è coerente anche con le politiche nazionali. Il PNRR chiede professionisti culturali formati alla sostenibilità. L'archeologo deve saper conservare il metodo scientifico, ma deve saperlo anche tradurre in strumenti sociali, comunicativi. Sant'Agilla è un caso di studio che probabilmente non ha ancora la forza di dimostrare che questo è possibile. Dimostra semmai che è necessario far riconoscere nel panorama accademico e professionale che l'archeologia non perde rigore se integra sostenibilità e partecipazione. Al contrario, ne rafforza la legittimità sociale. E vi ringrazio e vi saluto. Allora, apriamo la discussione. Se qualcuno vuole intervenire. Allora, c'era Marazzi, c'è Fabio Pinna. No. Fabio, vuoi intervenire tu? No, non necessariamente, ero a disposizione però. No, perché avevi mosso il braccio, pensavo che fosse la mano. No, per ora sono a disposizione. Ok, però... ok. Allora, prima c'era Federico, mi sembra che avesse detto prima, Federico Marazzi, prima della pausa pranzo, però mi sa devi venire qui Federico, perché non so se... C'è? Sì. Ah, ecco, a posto. Mi posso pure mettere qua se serve, sì, per ragioni visive? Sicuramente. No, allora, è una riflessione che voglio condividere molto breve, non faccio perdere tempo. La riflessione è la seguente. Noi stiamo vivendo in una fase, ovviamente con tutti i suoi esperimenti più o meno riusciti di archeologia pubblica, molte cose interessanti sono state raccontate oggi, tutto quanto un fermento naturalmente anche di elaborazione di ausili che danno una leggibilità alle cose assolutamente strepitosa in molti casi. Adesso ci stiamo abituando, ma ricordiamoci pochi anni fa quanto fosse veramente un mondo che si apriva nella direzione della leggibilità del nostro lavoro. Ora, un problema che voglio porlo a chi di voi ovviamente ha più esperienza in questo campo, è il seguente. Allora, non è vero che in Italia, secondo me naturalmente, non è vero che in Italia non c'è stata nei tempi andati un'attenzione al ruolo, attenzione, sto dicendo una cosa diversa da ciò che oggi è codificato come archeologia pubblica, ma al ruolo pubblico dell'archeologia. Anzi, possiamo ben dire che larga parte del progetto post-unitario italiano, quindi ben prima che arrivasse il fascismo, è stato costruito sulla base di una elaborazione anche in sede archeologica delle memorie storiche. Quindi il ruolo didattico dell'archeologia nella costruzione dell'identità italiana è stato fortissimo ed era abbastanza chiaro perché si dovesse visitare un sito archeologico, perché si dovesse visitare un museo e che cosa questi luoghi dovessero raccontare.
pur all'interno della complessa architettura che cercava di tenere unito l'impossibile, ma era stato Muratori maestro in questo senso, cioè il racconto di un'Italia unita dall'antica madre e dall'altra parte l'Italia delle patrie locali. Questi due binari, queste due convergenze parallele, come le avrebbe chiamate Aldo Moro, hanno convissuto dentro un progetto di cui però l'archeologia è stata alimento, pur coi fallimenti dell'archeologia medievale di fine Ottocento, inizi Novecento, che però hanno partecipato a tutto questo. Bene, poi sappiamo con la guerra ovviamente le rovine di questo progetto, diciamo, di costruzione nazionale e le derive che su di esso si era poi, come dire, fatta la responsabilità di agire il ventennio, e quindi nel dopoguerra, in fondo, implicitamente o più o meno consapevolmente, noi abbiamo negato un ruolo didattico all'archeologia ed è sorta in maniera vigorosa la concettualizzazione del bene culturale come un qualche cosa da ancorare a una idea di tutela che prescindeva in maniera abbastanza radicale da ciò che doveva essere poi il ruolo didattico del bene culturale. Il bene andava tutelato a prescindere. Questo ha creato ovviamente tutta una serie di atteggiamenti legati anche poi alla tumultuosa trasformazione della società italiana, del paesaggio italiano nel dopoguerra. E quindi di conseguenza la tutela in sé era un valore civile da difendere a prescindere da che cosa, come e perché si tutelasse. Molti di voi si ricorderanno che Pierpaolo Pasolini è stato uno dei pochi a essersi posto questa domanda, cioè ma alla fine noi tuteliamo per che cosa? Cioè cosa vogliamo insegnare attraverso quello che tuteliamo? In particolare noi che ci occupiamo di Medioevo, che cosa vogliamo insegnare di utile in termini valoriali alla comunità verso la quale ci rivolgiamo? Questo lo dico perché non è un problema, secondo me, secondario, cioè il Medioevo che tipo di società, che tipi di società rappresenta nei suoi vari momenti in cui artificiosamente vengono raggruppati questi 1000 anni? Quali contenuti, quali equilibri sociali, quali valori interpersonali, quali dinamiche rappresenta, per le quali è giusto che noi oggi ci si mobiliti nel racconto? O il racconto lo facciamo solo per distrarre le persone e per intrattenerle? Allora, questa, permettetemi, è una domanda che mi ronza per la testa da molto tempo e naturalmente è la domanda dell'ignorante, cioè di quello che non ha fatto dell'archeologia pubblica un fronte di attività preminente e quindi di conseguenza anche la domanda di una persona che potrà essere facilmente tacitata con delle risposte che io magari in questo momento non so formularmi. Grazie. Allora, io tento di dare una risposta per quello che io penso. Penso che la tua domanda sia, come dire, veramente al di là dell'ostacolo, perché penso, anzi sono abbastanza consapevole del fatto che questi ostacoli ancora ci sono. E io penso che noi dobbiamo sforzarci di trasferire come dire, la materialità del Medioevo e la concettualità del Medioevo ancora, purtroppo, per superare dei luoghi comuni che sono stati costruiti proprio da questo percorso a cui tu facevi riferimento prima, percorso che ha costruito una certa storiografia, perché ancora sui libri di scuola abbiamo i secoli bui, abbiamo il Medioevo, oppure le citazioni nella stampa è una cosa medievale per riferire a un concetto negativo, oscuro, cioè quello che noi facciamo tutti quanti noi, e siamo uniti in una società scientifica, penso che sia ancora nella fase di trasmettere quello che veramente è stato dal punto di vista storico, culturale, politico, sociale, questo lungo periodo di 1000 anni, perché non è ancora chiaro e quindi probabilmente i percorsi di archeologia partecipata, di archeologia condivisa, che molti di noi si stanno mettendo nei quali molti di noi si stanno mettendo in gioco, sia ancora funzionale a far riconoscere questa cosa. A me, non meno di qualche mese fa, un collega economista mi ha detto:
ah, ma tu sei archeologa? Faccio sì, mi occupo di Medioevo. Ah, ma perché il Medioevo è archeologia? Cioè, noi abbiamo ancora di queste domande, quindi secondo me il lavoro da fare è ancora enorme e purtroppo, magari non voglio generalizzare, no? Però è ancora sulla scia dello sforzo di riconoscere che cos'è questo periodo di 1000 anni. Poi chiaramente sarebbe bellissimo se noi fossimo già nello step che comporta il dettaglio a cui tu facevi riferimento, no? Cioè cosa possiamo insegnare del Medioevo. Secondo me noi dobbiamo ancora sforzarci, forse non in tutti i contesti ovviamente, di far capire che cos'è questo Medioevo. Ma le evidenze sono abbastanza palesi, ne parlavamo prima con Marco. Tutti i nostri musei, tantissimi nostri musei, sono musei dove il Medioevo, non dico il Medioevo, ma neanche la tarda antichità c'è. Io vivo in una regione dove sembra che dopo il I secolo d.C. siano spariti tutti dal territorio regionale e invece quello che noi vediamo attraversando la regione dove mi trovo a lavorare è il paesaggio medievale, ancora intatto. Quindi trasmettere ancora questa cosa secondo me richiede molto sforzo. Mi piacerebbe molto essere nello step che già tu citi, ma secondo me l'archeologia partecipata può dare una gran mano a facilitare questa conoscenza. Sapete, ci sono le fasi, no? La conoscenza, poi noi siamo tra la conoscenza e la fruizione e lì secondo me c'è ancora tantissimo lavoro da fare, questa è la mia opinione. Posso aggiungere un'osservazione per completare, sarò proprio telegrafico quello che dicevo. No, ma io questo lo riconosco perché ovviamente figuriamoci, anzi voi state pure in quella Basilicata più avanti rispetto a altre situazioni che io ho conosciuto e frequento, però mi domando e spererei che qualcuno volesse rispondere, in primis tu anche Francesca, che sono d'accordo con quello che hai detto, cioè è ovvio, noi in molti casi dobbiamo addirittura combattere per far capire che esiste ancora l'archeologia medievale e su questo è una lotta, uniti nella lotta, come si dice, siamo ovviamente se non altro per autoconservazione, diciamo dobbiamo farlo, ma perché poi uno ci crede, ma anche sulla questione dei secoli oscuri, diamo per scontato che noi tutti consideriamo il fatto che i secoli dell'Alto Medioevo, per esempio, non sono oscuri perché ci sono fenomeni interessantissimi dal punto di vista culturale, ma quali sono? Cioè, intendo dire, quali valori per il presente oggi ci possono trasmettere? Siccome le comunità ci chiedono, per esempio, anche una cosa, a me è capitato, non ho avuto esperienze fortunate come tante che ho sentito narrare oggi, ma qualche cosa mi è capitata, ovviamente chiedono molto la parola identità, cioè noi cosa siamo stati, chi eravamo, come eravamo. E questa famosa diciamo, formulazione che proviene anche da un famoso film americano è una domanda alla quale difficilmente, cioè dico per dire, fino alla seconda guerra mondiale si narrava l'archeologia perché doveva servire a determinate cose, non so se sono chiaro, doveva servire a costruire un certo tipo di identità, di popolazione nazionale. Ripeto, questo non è uno specifico del ventennio fascista, questo comincia molto prima, perché noi ci siamo, come dire, nascosti dietro al dito che l'hanno fatto i fascisti e quindi di conseguenza non ce ne dobbiamo occupare perché se ce ne occupiamo siamo fascisti pure noi. No, il problema è che questo incardinamento dei valori della storia dentro la narrazione nazionale è cominciato già nel periodo post-risorgimentale, anche prima, larvatamente in alcune circostanze, no? Nel dibattito degli anni 40 e 50 che già vigeva, quello sui Longobardi lo conosciamo tutti naturalmente, no? Allora mi domando, oggi, il valore del tipi di società medievali che noi esploriamo, quindi valori religiosi innanzitutto, e metto religiosi in primo luogo non a caso, valori di carattere sociale legati a un certo tipo di comportamenti, la diffusa e pervasiva militarizzazione della società in certi periodi, come e dove e perché li vogliamo veicolare? Non voglio scadere nel filosofico, però ve lo domando perché immagino che molti di voi che hanno fatto cose e fanno cose eccellenti, di fronte alle quali io veramente mi inchino con grande rispetto. Marco ha in questo senso veramente tante cose da raccontare, ma come lui tanti altri, qui a Cividale, eccetera, eccetera. Ecco, mi permetto, vi chiedo scusa se non la faccio a questo consesso, questa domanda, non so a chi altro farla, ok? Grazie. Io dico
No, rispondo alla tua provocazione, se il pubblico va intrattenuto o... No, il pubblico non va intrattenuto, il pubblico è cresciuto, non vuole essere intrattenuto, però vuole essere guidato verso la scoperta della propria identità, ma un'identità che è anche educazione al patrimonio, un'identità ripulita, non è l'identità... è l'identità bella e io a questo punto non posso esimermi dal fare questo esempio straordinario che è una foto che ho in ufficio. Era l'aprile del 1976, non c'era stato ancora il terremoto, però il museo era stato chiuso, il museo archeologico, parlo di questa esperienza ma solo per un esempio, era stato chiuso perché c'erano dei lavori, poi non si investiva su una piccola cittadina, si voleva portare il museo da un'altra parte, c'è stata l'insurrezione popolare, sono scesi in piazza, hanno chiuso i negozi, volevano e sono scesi in piazza con dei cartelli "Vogliamo il nostro museo". E questa è una cosa bellissima, vuol dire che questa struttura ha lavorato per 200 anni, ha lavorato proprio sulla consapevolezza delle persone, sul fatto di far capire a tutti che c'è un'identità, c'è una radice che va tutelata e c'è un patrimonio condiviso. E questo sentimento ha fatto sì che quando c'è stato il terremoto nel 1976 tutti si sono, adesso non so se lo faremmo, non c'è più quella gente, però diciamo che si è rimboccata le maniche la società e ha cominciato dalla cultura, è nata l'Università di Udine, il museo è stato rifatto completamente e quindi diciamo al di là del Medioevo, poi il Medioevo è dove si sente tanto il Medioevo, ci sono dei luoghi dove si sente tanto, si respira, fa parte della nostra quotidianità, però il cittadino deve essere educato proprio alla sua identità e si fa portavoce poi dei posti dove sta, perché noi non dobbiamo cercare uno sviluppo turistico, cioè anche secondariamente perché poi c'è un problema di investimenti che è un tema anche questo, ma è un processo educativo, un processo proprio che agisce sulla società. Dove il Medioevo è uno dei temi, ma non è l'unico. Non so se ho risposto, ma... Naturalmente mi piacerebbe aggiungere qualcosa. Allora, c'è prima il compagno Vasco e poi... e poi c'è Marco. No, scusate, allora... Diciamo il problema valoriale mi interessa fino a un certo punto perché per fortuna non faccio il prete, faccio l'archeologo, quindi mi interesso di altre cose. Così come l'esercizio retorico di rimembrare i Promessi Sposi, il coro della Telchi e qualche altro ricordo scolastico su quanto abbiamo studiato sul Risorgimento, forse non è proprio la strada giusta per ricordare l'utilizzo differente che della storia si è fatto fra fine Ottocento e durante il periodo fascista, perché forse varrebbe la pena di ricordare quanto appunto la parte più progressista del Risorgimento italiano, dagli Annali Universali di Statistica di Carlo Cattaneo, Melchiorre Gioia, tanti altri che poi non solo sono rimasti con i libri in mano, ma hanno partecipato anche armi alla mano alla liberazione del paese quando si sono interessati della storia patria, abbiano preso posizioni di un certo tipo sulla valorizzazione del nostro patrimonio storico. Da questo punto di vista credo che la linea di demarcazione la faccia la nostra Costituzione repubblicana e antifascista, con il suo articolo 11, che ho avuto modo più volte di ricordare quanto su questo aspetto particolare abbia scritto parole quasi commoventi l'amico e collega Franco Cambi, ricordando quanto effettivamente cambi il sistema di valutazione dei beni culturali e il rapporto che gli intellettuali debbano avere con il patrimonio culturale e qual è il ruolo dell'archeologo, dell'archeologia, dello studioso, il rapporto
alla valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale ed essenzialmente, al di là delle questioni identitarie e di valori, rimane essenzialmente la nostra capacità di considerare, non a caso come hanno fatto i padri costituenti, mettendolo all'articolo 11, il patrimonio culturale come uno degli elementi fondanti della nostra società civile, della nostra convivenza civile, come un contenitore di diritti comuni, di diritti quindi che appartengono a tutti noi. Direi che se manteniamo questa come linea guida, e che quindi è una linea che fa sì che il patrimonio culturale debba rimanere il pilastro della convivenza civile, forse tante chiacchiere retoriche su identità e valori se ne vanno a dormire con tutto il resto. Grazie. Allora Marco... Dunque, io non ho una risposta, io personalmente una risposta a quello che ha chiesto Federico, però io penso una cosa ben precisa che mi collega molto ad Angela, nel senso noi quali esempi dobbiamo mostrare? Allora, per la mia formazione mi accomuna al compagno Vasco La Salvia, marxista-leninista, io all'archeodromo racconto la formazione originaria del capitale e quanto un'elite di pochissimi sfrutti la massa. Io praticamente racconto questo. Racconto questo, ma non per partito preso, ma perché i dati di Scapolo alla fine sono quelli, quando li metti. Lo stesso nei primi periodi di Mirandolo, ottavo e nono, è una tragedia. 1, 2 e tutto il resto usati quasi come strumenti agricoli, tutto il resto della popolazione. Però a parte questo, quindi non so quale messaggio trasportabile nella società di oggi si può dare. Io, come me, tanti di noi, raccontiamo tutta una serie di storie, non di balle, non è storia nel senso di balle, raccontiamo tutta una serie di storie che quello che capiamo è che riusciamo a convertire in narrazione, perché la narrazione è fondamentale, è anche una parola un po' maledetta oggi, ma la narrazione è fondamentale per quello che riguarda il nostro lavoro, perché, come ha detto Filippo prima, una frase che io ripeto sempre, noi dobbiamo essere capaci di trasmettere cose, contenuti complessi in un linguaggio semplice, che vuol dire che facciamo capire quello che vogliamo raccontare, che vogliamo dire. E che ora uso dei luoghi comuni, ma l'archeologhese è una delle malattie delle infezioni più pesanti che circola all'interno della nostra comunità. Come ci siamo posti per decenni, da sempre, davanti alle persone, siamo sempre messi in un pulpito a raccontare, a spiegare, io so io, la filosofia del Marchese del Grillo, alla fine utilizziamo, no? Verso la gente, la nostra superiorità intellettuale di conoscenza, beneficiate di quello che vi raccontiamo. Questo ha condizionato anche tutte le pannellature dei musei, delle aree di scavo, che sono scritte in sanscrito a volte, pur essendo in italiano. Non si capisce niente, allontani la gente dalla nostra disciplina. La gente nei musei ci sta pochissimo, nella maggior parte dei musei, proprio per questi motivi, perché è ostico. Poi l'attenzione davanti a un pannello è 30-40 secondi, non di più. Quindi, però a parte questa divagazione per capire, per dire che secondo me noi bisogna saper raccontare le nostre cose. Non è un mestiere facile raccontare, perché alla fine, ricollegandomi anche al discorso dell'identità, noi dobbiamo sì aiutare a costruire un sano senso di identità nelle comunità, nelle comunità in cui lavoriamo, ma è un'identità che nasce non da un momento preciso della storia che quel contesto ha vissuto, ma che nasce da tutta la storia di quel contesto, di quel territorio, eccetera. Perché io in questo un po' mi perdo perché volevo dire altre cose, ma intanto finisco questo discorso, perché io, essendo allievo di Riccardo è stato, secondo me, il primo, unico vero archeologo pubblico senza sapere di esserlo, perché non andava di moda questa parola, anzi public archeologi neanche arrivava da noi. Lui ha sempre insegnato, sin da quando era un
giovane, perché sono stato giovane anch'io, studente, che noi bisogna lasciare non solo un'eredità di conoscenza nel territorio in cui lavoriamo, ma anche un'eredità spendibile economicamente, cioè cercare di creare un volano economico che si aggiunge a quelli che già ci sono. Perché alla fine il senso vero dell'archeologia pubblica, credetemi, è questo. Sull'archeologia pubblica, prima di concludere, non voglio fare un intervento, però dirò qualche parola, perché secondo me c'è un malinteso senso di archeologia pubblica oggi in Italia. E lo dico a motivo, perché tengo anche, credo di essere stato il primo in Italia, avevo avuto un corso di archeologia pubblica e tuttora insegno, sia nella specializzazione sia nella magistrale. E lì io faccio lezioni soprattutto riflessive, perché bisogna interrogarci anche noi stessi cosa intendiamo per archeologia pubblica, che è un enorme Frankenstein di tante cose messe insieme. E non va bene così, perché nell'archeologia pubblica ci finisce tutto, cioè ci finisce quella che da noi è la terza missione fondamentalmente, e non è così. Ci finisce la valorizzazione, che non è archeologia pubblica, ma giustamente questa sessione è stata chiamata anche esperienze di valorizzazione, eccetera, eccetera. Ci finisce la didattica con le scuole, che di nuovo non è esperienza pubblica, o la didattica del cantiere o il cantiere aperto. Sono operazioni che dovrebbero essere una costante dei nostri progetti, perché alla fine restituiamo in momenti di svago, in conoscenza, quello che volete, in una bella giornata, quello che noi fondamentalmente facciamo attraverso l'uso di denari pubblici. Non è una cosa nostra, a noi ci danno soldi pubblici per fare, che ti sovvenzioni un comune o ti sovvenzioni una provincia o arrivi a un finanziamento statale, sono soldi pubblici e noi in qualche modo dobbiamo restituire. L'archeologia pubblica, e mi sono perso nei meandri di questo e voglio dire, magari ci ritorno dopo se mi ricordo, perché comincio, non per niente mia moglie lavora sull'Alzheimer, perché è pronta, perché c'ha già un soggetto pronto su cui sperimentare, poi è pronta a concludere pazienti su di me le terapie quando fra qualche anno sarò colpito pesantemente. E a parte la battuta, l'archeologia pubblica alla fine deve avere risvolti etici, per quello io spingo molto su progetti sul benessere portato dall'archeologia, e non c'è bisogno di essere grandi archeologi, c'è bisogno di essere persone sensibili per lavorare da questo punto di vista, sensibili anche da un punto di vista culturale, non solo morale. E poi deve essere portare veramente una risorsa tangibile che può spendere in un territorio. Questo io credo sia stato il più grande insegnamento di Riccardo. Fondamentalmente Riccardo nemmeno leggeva le tesi, trovavi qualche pagina quella con la ditata da pipa e sapevi che quella pagina l'aveva letta, però aveva questa grande dote. Lui ti dava le direzioni ed erano, credetemi, erano sempre centrate. No, non è un omaggio a un maestro che non c'è più, perché io ci litigo tuttora a distanza di 18 anni dalla scomparsa, voglio dire. Sei una persona talmente ingombrante, sempre presente, è sempre un punto di paragone. Però la sua grande lezione è stata questa. Noi dobbiamo essere utili alla società in cui lavoriamo e se utili in questo modo. Io nella mia attività di assessore alla cultura e del turismo a Monteriggioni, che è stata citata, io alla fine applico questi principi. Ho costruito un museo, ho portato un sacco di iniziative, ho spinto molto sull'etica, sul benessere nell'archeologia, però alla fine devo costruire tutta un'immagine, una reputazione che questa comunità di Monteriggioni viene notata all'esterno anche per questi motivi e quindi sono tutti elementi di una reputazione che poi bene o male insieme ad altri, perché chiaramente fosse la periferia di Poggi Ponzi non ci andrebbe nessuno, no? Però che insieme a altre attraggono flussi turistici che non devono essere chissà cosa che consuma gli stessi monumenti dalle centinaia di migliaia di persone che arriva, eccetera. Persone che trovano una comunità che li accetta, che è cosciente dell'identità storica che ha, che nel frattempo gli è stata costruita. Io per esempio non ho esitato al primo momento che cominciavo a fare l'assessore a dirgli guardate le torri di Monteriggioni sono finte, mi si sono tutti rivoltati contro. L'ha rifatta Mussolini nel 28, tra il 28 e il 30, perché nel 31 ricompaiono le nuove foto con le torri rialzate.
Ecco, fra le tante tragedie che ha fatto, questa buona l'ha fatta. Ha rifatto le torri a Monteriggioni e gli ha dato un'immagine che reggono ancora, quindi ne muravano anche bene, parecchio, no? Eccetera. Perché? Perché c'è da raccontare la verità su questo contesto. La storia o le storie che noi possiamo raccontare non devono essere mai adattate al volere della comunità, bisogna raccontare la verità. E questo fa parte della costruzione di un sano senso identitario, di cui le persone devono essere coscienti e devono trasmettere alle persone che vengono in tanti modi, nei gesti, nell'accoglienza, in qualsiasi modo, eccetera. E deve essere la storia che viene raccontata. I flussi turistici, sua economia, senza economia non si fa niente. Purtroppo, questo bisogna ricordarselo, a chiare note, i denari ci vogliono nelle comunità. Io lavoro sulla tassa di soggiorno, se non avessi la tassa di soggiorno come assessore alla cultura non potrei fare quasi niente. Quindi i flussi ci vogliono anche per accrescere il patrimonio, per valorizzarlo, per raccontarlo e via dicendo. Non c'è Angela, forse ho capito male, ma non c'è da dire no, non vogliamo turismo, non si lavora anche per quello. Per me si lavora anche per quello. E come? Perché è economia e oggi creare economia è un punto fondamentale in questa società. Perché purtroppo sapete benissimo la situazione che c'è, che può cambiare da un momento all'altro anche in peggio, e qui non voglio fare tirate politiche. Poi, siccome le cose ve le ho sono tante, sono saltato di palo in frasca, ecco, volevo concludere sulla archeologia pubblica. L'archeologia pubblica, ho detto prima, secondo me è un Frankenstein, c'è un malinteso senso di archeologia pubblica, ci abbiamo buttato dentro di tutto. E io ribadisco che secondo me l'archeologia pubblica ha due funzioni. Etica, quella che abbiamo dimostrato, comunicativa, perché la comunicazione è un lavoro serio e come diceva giustamente Daniele Manacorda, disse al Picorini anni fa alla presentazione di Archeostorie, la comunicazione è come l'inizio della progettazione di ricerca, deve essere presente in ogni fase della ricerca, è uno degli obiettivi finali. Poi i comunicatori vengono contestati. Io all'inizio, quando ho cominciato a fare comunicazione pesa, cioè mettermi in gonnellone, non in costume, in abito storico, che ci siamo usciti, eccetera, sulla base delle iconografie e via dicendo, sulla base dei dati di scavi del Nord Europa, vi giuro, siamo registrati? No, spero, che sto per dire una cosa che forse non dovrei dire, ma una persona influente del mio dipartimento mi scrisse una mail che conservo come una medaglia, una donna, peraltro, e mi meraviglio questa cosa, ho scritto, guarda, tutto bello, smetti di metterti in gonnellone perché ne risentirà la tua carriera. Una lunga mail, la conservo come una medaglia, perché poi questa persona sono riuscito, come a un certo punto quando l'archeodromo è esploso sono saltati tutti nel carro del vincitore, mi è riuscito a farla vestire, gli abbiamo prestato un abito e ha partecipato con grande soddisfazione all'attività dell'archeodromo. Ecco, quando comunichi a livello di accademia si è sempre visto male. Non posso dire parolacce perché io le dico da buon senese toscano, quindi, però fondamentalmente comunicare significa, perdonatemi, fai le cazzate. Il senso è quello. Quindi si parte male da questo punto, partiamo sempre svantaggiati, ma capirete, è perché poi, come hanno chiesto a Francesca, ma davvero esiste l'archeologia medievale? E certo che esiste. Ma giustamente si è chiusa solo all'interno dell'Accademia e noi non sappiamo raccontare che esiste un'archeologia medievale, allora nessuno lo saprà mai. Ecco, io ho buttato un po' di cose così nel dibattito. Io però concludo dicendo una cosa sola. Questo lo dico per chi di voi sta facendo, iniziando a fare o farà in futuro questo mestiere. Mai avere paura di metterci la faccia e sporcarsi le mani. Perché questi tipi di valorizzazione dei quali stiamo parlando, narrazione eccetera, rappresentano, e io insomma la prova tangibile qui ce l'ho, non solo Filippo ma tanti altri, rappresentano una possibilità di lavoro che si affianca in maniera flessibile all'attività da campo, da archeologo che fai. E lavorare in conoscenza, anche se stressante in comunicazione, in realtà è un bel lavoro e ha anche, almeno mi piace pensarlo, una funzione civile ed etica. Grazie Marco.
Allora, si era prenotato Fabio Pinna e poi vorrei dire anch'io una cosa a proposito delle riflessioni che facevi sull'archeologia pubblica. Prego Fabio. Grazie. Solo pochissime cose di fronte e dopo gli interventi di questi maestri, insomma, su questi temi. Però un pensiero mi veniva, a partire dalla domanda di Federico, rispetto non tanto a quale può essere, come possiamo dire, il messaggio di identità che un'archeologia pubblica, chiamiamola così, applicata al Medioevo, deve avere il dovere di veicolare. Io questa domanda in realtà me la faccio, ma in realtà io ribalterei, o almeno quando ci rifletto mi capita di ribaltare. E forse in questa sede è utile ricordarci questa cosa, come in Italia questi temi che riconduciamo all'archeologia pubblica, anche come forma, se volete, di militanza dell'archeologia a beneficio delle società contemporanee, siano stati fatti proprio dai medievisti, dagli archeologi del Medioevo. E perché questo è avvenuto? Certo, ci sono dei maestri, ci sono delle situazioni. In alcuni territori, probabilmente, per esempio per noi, per la Sardegna, ragionare sul Medioevo e quindi fare condivisione, comunicazione del Medioevo vuol dire raccontare la capacità dell'archeologia di andare oltre una certa narrazione identitaria, oltre la possibilità di ancorarsi a delle narrazioni precostituite. Quindi per la Sardegna, voi sapete quanto sia forte il richiamo a un certo tipo di preistoria o di protostoria a determinati monumenti, altrove immagino che ruoli simili l'abbiano avuto il racconto di altri momenti storici di altre civiltà. Allora, l'archeologia ha questa forza, secondo me, è l'archeologia medievale che in Italia arriva per tanti aspetti già matura anche rispetto a una serie di esperienze e di metodologie. Credo che abbia avuto questa forza. Non credo sia casuale il fatto che tanti archeologi del Medioevo poi siano diventati, ciascuno a modo proprio, con varie forme e varie scuole in Italia, anche portatori di queste istanze. E dobbiamo riconoscere poi proprio alla nostra associazione, alla SAMI, la capacità di aver accolto abbastanza precocemente all'interno delle proprie sessioni con modalità poi sempre diverse e dentro quelle sessioni di metodologia eccetera, quelli che riguardavano proprio questi aspetti di archeologia pubblica e di raccolto con la società. Io sarei proprio come socio SAMI particolarmente orgoglioso di questo, cioè questa capacità di essere riusciti a riconoscere per tempo il ruolo e l'apporto, di averlo custodito anche nei nostri congressi e fatto in modo che, come dire, nel bagaglio questo sì identitario dell'archeologo medievista italiano ci sia chiara e forte anche questa componente. Io la vedrei più così. Vai. Grazie. Ho già preso troppo tempo, quindi dico solo una battuta. Io condivido un pensiero con il mio amico Enrico Zanini, collega e vicino di stanza, che al di là delle giuste cose che ha detto Fabio, che noi siamo stati tra i primissimi forse a inserire nei nostri convegni, nei nostri congressi, ma l'archeologia in assoluto o è pubblica o non è. L'archeologia è pubblica per sua natura e questo deve essere, perché altrimenti rimaniamo sempre chiusi all'interno dei nostri templi con questi linguaggi esoterici. Dico una banalità, ma così è. Ma abbiamo discusso tanto, no? Tipologie, eccetera, forme insediative. Ma cosa gliene frega la gente di quelle pagine e pagine noi riempiamo di disegni, tipologie scenane, di vetri, di metalli o tutte le casistiche insediative? Noi dobbiamo saper raccontare queste cose alle persone, non della tipologia del vetro. E qui rientra in campo anche tutto il linguaggio museale, ma questo è un altro argomento, scusate. Io sì, poi sei tu e poi tu. Ah ok, scusami, non te l'avevo visto. No, volevo dire... Ah ok, vai. Ma una battuta velocissima, perché credo che tutti vogliamo andare al museo. A me non interessa mai l'etimologia delle parole, da dove arrivano, ma due parole.
public archaeology nasce in contesti diversi per sottolineare e dare importanza alla differenza fra i nativi australiani o nordamericani e gli studiosi. Io questa differenza fra noi e le persone con cui condividiamo le conoscenze la terrei presente. Non siamo la stessa cosa, siamo noi che andiamo da loro a raccontargliela e loro ci forniscono quei mezzi magari anche per sopravvivere, come diceva giustamente Marco. L'altra parola, secondo me tremenda, è identità. Ci sono delle pagine di Remotti, l'antropologo, che sul termine identità sono tremende. E anche questo è un esempio. Una collega americana mi dice: te usi identità in un modo che va bene quando parli di bizantini e longobardi. Quando io vado in un'aula dove ho 4 islamici, 4 colombiani, 4 che vengono da chissà dove, se uso identità ho un problema. Forse invece che identità potrei parlare di memoria del territorio, di qualcosa del genere, perché quando io faccio lezione da me, nelle scuole dove magari mi invitano, da noi c'è una componente ecuadoregna fortissima e non gli posso parlare di identità. Che identità di che? Gli posso parlare che se conoscono il territorio in cui vivono, forse ci vivono meglio. Tutto qua. Va a comporre un altro piccolo tassello a questo quadro e alla parola di archeologia pubblica, che public archaeology è un'altra cosa. Io prima mi sono censurata sul mio intervento, ma se noi lo vediamo anche dal lato della soprintendenza, archeologia pubblica significa ancora un'altra cosa, specialmente quando avviene all'interno di città come Roma, dove speculazioni edilizie e interessi, come potete immaginare, sono molto alte. Io ho avuto la possibilità di scavare, oltre che a Piazza Vittorio, che ha dato luogo al Museo Ninfeo, a Piazza Dante, che non è un segreto per nessuno. Lo scavo preventivo è stata fatta per la costruzione della nuova sede dell'intelligence. Abbiamo trovato, vado in estrema sintesi, un'intera aula, un museo ninfeo augusteo con una decorazione in mosaico parietale rarissimo che abbiamo dovuto decontestualizzare perché ovviamente lì non poteva rimanere, ma secondo tutti gli accordi e i patti della soprintendenza si sarebbe dovuta musealizzare prima dentro il cortile, poi dentro un ambiente del palazzo stesso e poi ad un certo punto nel giardino. Quindi io ho fatto quello che secondo me è un'operazione di archeologia pubblica, degli incontri cittadini a Roma, di tutti i residenti di prossimità, per chiedere se il progetto di musealizzazione che stava mettendo a punto la soprintendenza era, diciamo, di gradimento dei cittadini che ci abitavano. E quello che è venuto fuori dal primo incontro, una cosa che a me mi ha abbastanza, diciamo, sconvolto, è che i cittadini mi hanno detto no, noi vogliamo il giardino, non ce ne può fregare di meno del museo e della, no, diciamo, questo allestimento che avete immaginato di fare. Dopodiché si è aperto un dialogo, ve la faccio molto breve perché appunto deve essere una battuta e non una relazione. Comunque abbiamo avuto altri 2, 3 e 4 incontri e man mano le persone che erano, diciamo, contrarie hanno cambiato idea, comprendendo che il fatto che non c'era stata più data la possibilità anche sotto forma di finanziamenti che dovevano venire dal Ministero degli Interni era fondamentalmente una privazione nei loro confronti e diciamo, se i cittadini avessero preso coscienza, in parte diciamo, questo è avvenuto, era l'unica forza che avrebbe potuto impedire no, diciamo, secondo me un vulnus di questo tipo.
Io credo che anche questa e soprattutto questa, l'archeologia pubblica, è dialogare con i cittadini e cercare di portare avanti dei progetti che siano condivisi. Per questo, diciamo, nella mia idea, la tavola rotonda di oggi con tutti gli attori su questo tavolo deve mettere insieme tutta questa filiera e non può non passare anche, no, che è quello che si sta facendo a Sant'Agilla, anche se diciamo purtroppo troppo tardi, però i cittadini devono essere, tra virgolette, educati, perché spesso sanno più cose di noi, e condotti affinché la tutela del patrimonio possa realmente essere un valore condiviso. Allora, solo due cose mi collego a Marco. Allora, quando parlo dello sviluppo turistico non è che lo voglio demonizzare, dico che si parte da quello culturale e poi non disdegniamo quello turistico, un certo tipo, come hai detto tu, molto importante, perché non dimentichiamo e non dobbiamo neanche vergognarci di noi dobbiamo fare biglietti, noi dobbiamo incassare, noi dobbiamo non mantenere, perché non manteniamo quei biglietti, ma ora che i biglietti possiamo reinvestirli in altro, nella manutenzione, almeno una parte del nostro patrimonio, dobbiamo farlo. E poi un'altra cosa che hai detto molto interessante, che mi dà questo spunto, cioè è vero, alla gente che gliene frega delle nostre tipologie, delle nostre, però noi abbiamo il dovere di partire da quelle, cioè la serietà è importantissima, la serietà professionale, perché, ma questo credo che sia sottinteso, ecco, ovviamente, però lo voglio dire ma sapendo che tu l'hai sottinteso, perché è un po' lo spirito anche di queste giornate, no? Abbiamo visto degli interventi un po' difformi, no? Anche in tutti questi interventi che ci sono stati. Tutti questi interventi fotografano la nostra epoca attuale, cioè l'archeologia medievale oggi, ed è necessario anche passare da qui, forse dobbiamo tornarci a porci delle domande, rivedere il metodo, rimetterci un po' nella solidità, la solidità del metodo e dei contenuti, che un po', diciamo che si stanno un po', sono diventati un po' fragili, ecco. Allora, però con questa serietà e con questa professionalità, perché io a tutti i tirocinanti dico, tu devi essere professionale anche a fare una fotocopia e la devi fare bene, perché anche fare una fotocopia esige professionalità e allora possiamo raccontare quello che vogliamo. Era scontato, ma volevo dirlo. Ecco, due battute anche io. Intanto sull'identità anche io sono assolutamente d'accordo con Gianni Chedda, è una cosa molto scivolosa, è una cosa molto pericolosa, molto scivolosa, e dobbiamo appunto cercare di far capire il valore dei luoghi. E nel raccontare le storie, che è assolutamente necessario che gli archeologi si parlino con la loro società, ecco, questa storia non è detto che debba avere per forza un valore etico spendibile nel presente. Dovrebbe però far capire qual è la profondità delle relazioni del passato, qual è la stratificazione delle cose del passato. Non è detto che debba essere magistravita nel presente, ma dovrebbe abituare a capire, a far capire che appunto c'è una stratificazione di cose, di eventi, di situazioni che rende particolarmente significativa la nostra storia. E una questione anche ma questo Angela mi ha già anche preceduto, ma io non vedo questa dicotomia fra anche lo studio, non so, della forma della ceramica e il raccontare, perché il raccontare si basa sulla conoscenza, sembra una banalità, perché però se noi raccontiamo quello che conosciamo, come tuteliamo quello che conosciamo, quindi alla base c'è comunque ancora la salda conoscenza dell'archeologo che deve stabilire delle relazioni, delle connessioni. E con questo chiudo. Per rispondere alla domanda a cui non abbiamo risposto, cioè l'ultima, il valore, cioè, qual è la preparazione che deve avere l'archeologo per affrontare queste cose? La preparazione è sempre la stessa, quella appunto di avere la capacità, la possibilità di
indagare nel passato, stabilire relazioni, avere un senso diacronico, avere un senso storico, che è il bagaglio che normalmente tutti noi siamo stati abituati a, e poi trasporlo con le nuove tecnologie, i nuovi linguaggi, le nuove possibilità di raccontare le cose che sono fondamentali, non ultimo, e su questo sono molto molto d'accordo con Marco, la possibilità anche di creare delle occasioni di lavoro, perché dobbiamo rispondere anche a tutta una serie di giovani colleghi, di persone che escono dall'università che giustamente vogliono impiegare la loro conoscenza, il loro percorso in qualche cosa, e su questo le risposte gliele dobbiamo dare. Grazie. Un chiarimento, io non ho detto che bisogna più studiare, fare tipologie, eccetera. Voglio dire, bene o male, che si faccia bene o si faccia male, io, nei team di ricerca, lavoriamo pesantemente su questi temi. Ho detto solo, il senso era, noi scriviamo tutte queste cose che alla fine ci leggiamo tra noi e basta. Ma questo è chiaro che c'è da raccontare, ma il senso era, fuori da noi siamo lo 0,001% della popolazione mondiale, non gliene frega un filo secco a nessuno, quindi bisogna essere bravi a usare 2 binari di linguaggio, quello interno, diciamo così, nostro, no? Di disciplina, fuori è un altro linguaggio, perché non funziona il nostro linguaggio fuori. Dicevo, solo questo dicevo. Non mi sento? No, va bene, io desideravo intervenire con qualche piccolo appunto, senza pretesa di essere, diciamo, di avere una idea più chiara rispetto ad altre persone che sono già intervenute. Però, francamente, sono un po' interdetto rispetto all'interpretazione dell'archeologia pubblica come disciplina, diciamo, che ancora una volta si pone in maniera paternalistica dall'alto verso il basso. L'archeologia pubblica, per come l'ho intesa io perlomeno, è una disciplina che si occupa di interazione con le persone, ma non è che si occupa di portare il bene, non ha una finalità, come dire, ecumenica e, diciamo, che appartiene, come dice giustamente Vasco, forse più alla caratura di un prete che non a quella di un archeologo. Però l'archeologia è intrinsecamente una disciplina argomentativa, ce lo diceva Pucci tanto tempo fa, noi parliamo alle persone, archeologia è intrinsecamente dialogica, quindi è una disciplina che educa al dialogo. Detto questo, e mi ricollego a quanto diceva Marazzi, in sostanza anche una certa provocazione che ho trovato interessante, perché poi ha scoperto, secondo me, anche delle fragilità di questa disciplina in questo momento, anche sul piano epistemico, è il fatto che l'utilità che ha avuto l'archeologia fino a tempi recentissimi, mi riferisco fino alla Seconda Guerra Mondiale praticamente, era quella di intercettare questa necessità di coagulare identità in delle formazioni grossomodo civiche, poi nazionali, che servivano, diciamo, a stabilire una linea retta tra quello che c'è stato prima, il nostro territorio, e dove dobbiamo andare tutti insieme. Questo è cambiato completamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'è stata la globalizzazione, si è inserito il digitale che ha praticamente livellato tutto quanto. Quindi è impossibile non riconoscere queste variabili come un cambio di paradigma sociale totale, completo. Quindi è vero che parliamo di archeologia medievale, ma qua dobbiamo riconoscere più intrinsecamente la radice dell'archeologia, che è quella di una disciplina argomentativa. Quindi il nostro valore scientifico non sta nell'oggetto scoperto, ma sta nella qualità delle argomentazioni che portiamo in una comunità. Questo è il nostro valore scientifico. Quindi utilizziamo l'archeometria per portare determinati dati più sicuri, ma non è che abbiamo raggiunto una verità assoluta, è una fase, un perfezionamento continuo. Questo va detto perché se no cadiamo nell'equivoco che ci fosse qualche differenza nell'utilizzo dell'archeologia tra il periodo fascista e il periodo precedente. Non c'è alcuna differenza dal mio punto di vista. Era un utilizzo dell'identità per stabilire che una comunità dovesse andare da una parte verso il futuro, tutti coagulati nella stessa direzione. Questo è come la vedo. Da qua in avanti l'archeologia credo che debba giocare un ruolo differente. Credo che debba utilizzare questa estrazione di dati positiva sui territori per ricollocare e dare un senso allo stare insieme in un determinato momento, che è questo.
in un momento liquido, per utilizzare diciamo, una parola particolarmente abusata. Quindi questa è l'utilità dell'archeologia adesso. È molto diverso rispetto a quello che si faceva negli anni 80, negli anni 50. Cioè, il fatto poi dell'esplosione patrimoniale che c'è stata dopo la Seconda Guerra Mondiale era probabilmente una reazione, quella, a tutti gli sfasci che sono arrivati dai conflitti mondiali, che ci hanno visto peraltro fortemente implicati nelle argomentazioni che motivavano quei conflitti, ma adesso è molto diverso. Ora ci sono popolazioni che si muovono per lavorare da un posto all'altro con una facilità estrema. Cioè, nella stessa classe di mia figlia posso trovare dei cinesi, posso trovare una popolazione subsahariana. Ma di cosa parliamo? Cioè, quindi stiamo parlando di un cambio di società, quindi cambia il nostro modo di argomentare, di fare archeologia. Adesso, però, è proprio cambiato un sistema dal mio punto di vista. Chiedo scusa e mi taccio. Spero di avere un po', diciamo, dato la mia opinione rispetto a quella domanda originaria di Marazzi che ho trovato particolarmente interessante. Grazie. Grazie. Sì, io brevemente volevo solo collegarmi a quanto diceva Marco, cioè sul fatto che fuori da qui, dai nostri contesti, dalle nostre aule, noi non esistiamo. Cioè noi sì, siamo archeologi, abbiamo delle attività sul territorio interessanti, più o meno interessanti, ma poi alla fine non esistiamo. Però poi veniamo utilizzati dalla società. Vi faccio un esempio molto stringente, diciamo, non per personalismo, però sul mio territorio, che è un territorio ovviamente soggetto a spopolamento, dato che siamo in un'area interna, l'Abruzzo, ebbene l'archeologia viene utilizzata però da una comunità che interpella non solo gli archeologi, ma soprattutto sociologi, antropologi, urbanisti, medici, e loro prendono decisioni, loro argomentano sullo spopolamento dei piccoli centri, delle aree interne, poi si rivolgono agli studiosi sul territorio, tra cui appunto anche gli archeologi, e iniziano a ragionare con noi sul creare degli strumenti per creare, ora non vogliamo utilizzare identità, ma possiamo utilizzare comunque qualcosa come la coesione sociale, cioè i nostri scavi archeologici vengono utilizzati soprattutto come strumenti per la coesione sociale. Il mio scavo, ora vi ripeto, non per fare un personalismo, ma la decisione da parte dell'Ateneo Aquilano di comprare un sito archeologico non è stata presa dagli archeologi, ma dal rettore, che è un medico. Si occupa di salutogenesi, cioè quella branca della medicina che si preoccupa di prevenire il decadimento sociale e cognitivo della popolazione e non di curarlo, e quindi ha visto nell'acquisto di un sito archeologico uno strumento utile proprio per prevenire il decadimento sociale e cognitivo di una popolazione che si sta invecchiando sempre di più. Noi stiamo puntando purtroppo agli anziani che si interessano all'archeologia, che vengono sul sito archeologico, tant'è vero che cosa abbiamo fatto? Abbiamo investito i fondi non dell'Ateneo, ma i fondi del 5 per 1000. Dopo aver investito i fondi del 5 per 1000 che la popolazione locale ha donato all'università, noi abbiamo raddoppiato le entrate dei fondi. Vi faccio proprio i conti in tasca: 70.000 euro per comprare i terreni, 1 ettaro di terreno, e 580.000 euro più IVA per la valorizzazione. Adesso stiamo creando una vera e propria area archeologica. Ma perché? Perché l'Ateneo ha capito che con questo non solo entrano più soldi, ma aiutiamo la comunità locale a vedere nel sito archeologico il mito fondatore del territorio, un territorio che è fatto di paesini di 80 abitanti, 100 abitanti, 200 abitanti. Cioè non stiamo parlando delle grandi metropoli, stiamo parlando di una parte enorme dell'Italia che è fatta come il territorio probabilmente di Francesca o di tanti altri di noi, perché conosco quel territorio, e fatto di paesini che iniziano a spopolarsi. Se noi aiutiamo e contribuiamo a creare comunque una coesione sociale, allora sì che abbiamo un ruolo fortissimo sul territorio. Però per fare questo noi dobbiamo essere onesti intellettualmente con noi stessi, capire che non siamo dei tuttologi, ci piace sentirci dei tuttologi, ma noi dobbiamo necessariamente collaborare, parlare e farci spiegare le cose dal sociologo, dal geografo. È la mia collega di geografia umana che mi ha spiegato che cosa significa coesione territoriale, che cosa serve lo scavo archeologico, e il mio rettore, che è un medico, che mi ha detto: io ti compro il sito archeologico perché quello poi può servire un domani per creare coesione sociale, per far arrivare gente, per farla appassionare al sito archeologico, all'archeologia, alla storia. Non usiamo il concetto, e sono d'accordo, non è che la sto prendendo come una polemica, però sì, sono d'accordo, però lui mi parla di identità sul territorio. Gli anziani del territorio, i nipoti di quegli anziani tornano lì, non vendono la casa perché si sentono appartenere a una comunità.
E vuoi o non vuoi, è così. Scusate, mi taccio. Solo un brevissimo dato che è molto pertinente rispetto a quello che ha appena detto l'amico Alfonso. Io sono andato a fine agosto, il 30 agosto a Nocera Umbra, dove abbiamo presentato i risultati del convegno di Ascoli 2 anni fa su questa eccezionale necropoli, la rilettura del territorio. Ad organizzarla è stata un'associazione che ha ormai associ tutti abbastanza anziani, che quando eravamo a cena mi ha dato un dato che mi ha colpito profondamente. L'età media della popolazione di Nocera Umbra è 60 anni e loro sono così profondamente convinti che quello che dobbiamo fare, che aveva lanciato Marco, perché è stato Marco negli anni, che era il 2010-2013, a lanciare l'idea riprendiamo gli scavi e le ricerche a Nocera Umbra, proprio esattamente con quelle stesse finalità che il tuo rettore ha capito, per cui sta lavorando e per cui siamo andati a cercare di spiegare. E di tutte queste persone anziane che hanno i nipoti sparsi per tutta Italia, a cena mi dicevano sì, perché forse su questa cosa mio nipote riesco a riagganciarlo, perché quando gliene ho parlato gli è piaciuta. Allora questo è un aspetto che dobbiamo tenere presente, specie per larga parte di questa Italia minore, cosiddetta minore, che però conserva una parte enorme del nostro patrimonio culturale su cui lavoriamo. Grazie Andrea. Ultimo intervento, Filippo. Sì, sarò breve anche perché tanto è già stato detto, però ci tenevo a partecipare anch'io dicendo un paio di cose, ovviamente nel mio piccolo, perché non posso mettermi a parlare sicuramente di grandi strategie, di insegnamenti, di quello che davvero l'archeologia può fare al grande pubblico, però vi posso dire cosa può fare alle persone. E questo io credo sia un punto fondamentale. Nel momento in cui, come diceva Forgione, noi non esistiamo fuori, però possiamo farlo. Possiamo farlo nel momento in cui ci mettiamo in gioco e andiamo fuori a cercare quel pubblico. Noi possiamo contribuire a una cosa, secondo me, costruire una consapevolezza. In tutto quello che può essere declinata questa parola. Può essere una consapevolezza, per esempio, che consegniamo a un bambino di 10 anni che non può camminare, mai camminerà, facendolo sentire però importante, perché mentre nel villaggio di IX secolo non riesce, ha difficoltà, i suoi compagni lo aiutano, però gli fai capire, guarda che se vivevi al mio tempo, perché gli stai parlando all'interno della storia, probabilmente non arrivavi nemmeno dove sei oggi. E questo, secondo me, è fondamentale, far capire quello che siamo oggi grazie a quello che siamo stati, perché alla fine noi studiamo questo e noi siamo i depositari di quelle che sono una marea di storie, una marea di cultura. È un patrimonio inestimabile che però spesso e volentieri rischia di rimanere muto. Vi faccio un altro brevissimo esempio. Facciamo tante esperienze anche all'abbazia di San Galgano, un'abbazia che aveva fondamentalmente le stesse caratteristiche del patrimonio citato durante proprio il tavolo di quella rocca, in cui le persone arrivano, stanno un quarto d'ora e poi se ne vanno, dopo aver fatto tante foto, perché comunque è bello, e quindi, però è vuoto. Le visite guidate si tengono le persone più di un'ora e mezzo e dopo essersi lamentati in origine di quella spesa, non c'è una persona che è triste di aver speso quei soldi per un biglietto che però porta alla conservazione del bene, al racconto di tutta quella vicenda che rischia di perdersi, perché ovviamente rischia di perdersi senza quella sostenibilità economica che poi serve. Questo. No, queste parole secondo me chiudono perfettamente, chiudono, bravissimo. Dunque, mi dispiace, ma alle 4, cioè ci è stato tutto saltato alle 4, avevamo appuntamento al Tempietto, cioè dovevamo partire dal museo, ma adesso partiamo dal Tempietto per una questione di gruppi. Quindi Tempietto, poi Museo Cristiano e poi Museo Archeologico, poi dove poi ci fermiamo. Secondo me le conclusioni sono quelle che abbiamo fatto tutti insieme. Sì, vai. Sì. Allora, noi siamo il nuovo direttivo,
bene o male qualcuno ce l'ha già, altri nuovi. Diciamo, si è già parlato molto prima ancora delle elezioni, abbiamo parlato ieri, abbiamo parlato oggi. Sappiamo una cosa ben chiara, no, Francesca, che noi dobbiamo cominciare a cambiare un po' di cose, anche la formula del congresso, ma non solo, essere una società più attiva all'interno del panorama anche degli iscritti e non solo, o anche di chi non è iscritto, avere sempre più rapporti con l'area ministeriale che nelle elezioni sono saltate, ma rimedieremo, come ho già detto a Roascio, anche a Carrera, parlando così, discorrendo, e prima di passare la parola a Francesca vi diremo subito che saremo molto pressanti in questa fase, cioè ogni volta che faremo una riunione, un incontro del direttivo eccetera, daremo massima trasparenza, trasmetteremo a tutti i soci chiedendo anche l'opinione, non sempre, perché sennò troppa democrazia poi diventa caos, se no, però trasmetteremo quelle che sono le nostre idee di azione, cosa pensiamo di fare eccetera eccetera, chiedendo anche l'opinione ai soci. Sì, allora due parole anch'io. Intanto come abbiamo pensato insieme di fare, il nostro principale impegno che prendiamo, penso, no? Tra di noi e con i soci è quello. Abbiamo parlato di condivisione, quindi dobbiamo riproporre la condivisione, no? E la partecipazione, quindi questa tavola rotonda ci ha aiutato anche a prendere qualche parola di conclusione. Abbiamo delle idee, le abbiamo già in qualche modo anche così condivise tra di noi. Una di queste, la ripeto, è il coinvolgimento, troveremo il modo del coinvolgimento con il Ministero, perché era una nostra idea già negli scorsi direttivi, la vogliamo portare avanti, quindi troveremo una struttura. Abbiamo delle idee anche su qualche progetto che ci serve appunto per ampliare le opinioni dei soci. Vorremmo farlo, come ha detto Marco, in trasparenza, attraverso anche degli strumenti agili, delle consultazioni. Abbiamo anche l'idea di muoverci un po', vero? Per andare un po' ovunque, in tournée, perché la società deve essere presente sui territori. Lavoriamo con i territori e poi magari non lo facciamo con tutto il mondo dei soci, di cui anche noi siamo soci, quindi dobbiamo gestirla questa cosa, a nostro parere, in maniera con maggiore presenza, ecco, anche per ascoltare soprattutto i soci, perché magari noi abbiamo delle idee che non sono pienamente corrispondenti a quelle dei soci, quindi vorremmo che tutti quanti tanto ci vedessero un po' di più, sia in virtuale che in presenza, e poi che condividessero le nostre progettualità, che sono tante, vanno dai musei, ne abbiamo parlato, ma qua siamo in un museo col Medioevo che è meraviglioso, ma tanti nostri musei non hanno il Medioevo assolutamente, quindi pare che tanti territori siano evaporati a un certo punto. Probabilmente anche un'agilità all'interno del direttivo, no? Possiamo pensare a delle deleghe, ognuno si occupa di una cosa in modo tale da rendere fattivo il lavoro che dobbiamo fare tutti quanti insieme. Vogliamo essere molto uniti in questa cosa e quindi vorremmo condividere questa visione con tutti quanti voi. Sì, la newsletter, se ne parlava in questi giorni, non vuole essere solo, come è stata finora, solo una nota informativa, ma potrebbe diventare, se possibile, se le persone avranno voglia, anche un luogo fisico scritto di dibattito. Esatto. Perché insomma bisogna cominciare un po' a ridiscutere in questa disciplina, che più in generale per tutta l'archeologia, e la vedo, come ho detto anche nell'introduzione alla nostra sezione dell'altro ieri, la vedo abbastanza dal pensiero uniformato, e il pensiero uniformato porta a brutte conseguenze alla fine, quindi meglio discutere, meglio smusarsi per scritto, di faccia eccetera, però meglio discutere, insomma. Allora, io volevo ringraziare la professoressa Minguzzi, tutti i suoi collaboratori, grazie per avermi coinvolta.